Buongiorno, buongiorno e bentrovati su Tele4, bentrovati con Sveglia Trieste, come sempre la rassegna stampa e i collegamenti con la sala operativa della Polizia locale. Gli ospiti con noi questa mattina avremo dalle 8 alle 9 Caterina De Gavardo, assessore alla sicurezza del Comune di Trieste, poi dalle 9 alle 10 Sergio Persoglia del Partito Democratico. Andiamo subito a vedere la prima pagina del quotidiano Il Piccolo. Giovani tra sogni e sfiducia, la ricerca dell'Istituto Toniolo sulla fascia 18-34 anni, anche in regione cala la vocazione imprenditoriale, universitari la fuga di cervelli. Disillusi sul riconoscimento del merito e del bene comune, fermi su valori e diritti, il nodo dell'impegno. Depredati del futuro, è sconfortante la cartella clinica dello stato d'animo dei giovani italiani tra i 18 e i 34 anni. La versione 2025 del rapporto dell'Istituto Toniolo, che opera da un secolo nell'ambito della Cattolica di Milano, presenta una diagnosi inequivocabile. Solo 1 su 2, quota ancora più elevata tra le ragazze, è sorretto dalla speranza di una vita degna di questo nome e che dia un senso all'esistenza. Il rapporto è centrato su 4 aree: formazione, lavoro, partecipazione politica, relazioni sociali e benessere. I giudizi sulla scuola sono espliciti, solo il 54% ritiene che essa garantisca pari opportunità a tutti a prescindere dalle condizioni socio-economiche e solo il 37% pensa che i risultati scolastici riflettano il vero talento degli studenti. Quanto al lavoro, per i giovani avere un'occupazione essenziale nei rispettivi progetti di vita, ma non un posto qualsiasi a prescindere, in declino anche a nord-est la vocazione imprenditoriale. Subito sotto la testata Trump, Israele e Iran, Putin mediatore, no di Macron, ancora raid incrociati e Presidente degli Stati Uniti, se attaccati reagiremo. Economia, Mediobanca, assemblea rinviata al 25 settembre, ennesimo colpo di scena nel risico bancario. Mediobanca ha deciso di rinviare al 25 settembre l'assemblea ordinaria dei soci inizialmente convocata per oggi. Al centro della convocazione il voto sull'offerta pubblica di scambio da 6,3 miliardi con cui Piazzetta Cuccia punta a rilevare la maggioranza della Banca del Leone e contestualmente a uscire dal capitale di Assicurazioni Generali. Lo slittamento deciso in extremis dopo un CDA straordinario convocato ieri mattina. Le notizie di cronaca triestina: abbiamo aperto il nostro telegiornale ieri sera con la rapina al centro commerciale Il Giulia, martello e fumogeni, rapinatori in azione nella gioielleria e poi dal terreno alle cantine messi sul mercato altri beni demaniali, restauro dei topolini, avanti con il cantiere in mezzo ai bagnanti. La nazionale italiana di calcio, la FIGC ha ufficializzato la scelta di Gennaro Gattuso come nuovo CT, ringhio azzurro, uomo vero e mister per amore. Ecco qua l'analisi sul fronte giovanile, i nostri giovani senza il sogno del futuro, poche aspettative verso scuola e politica, la fotografia delle generazioni che chiedono un lavoro che garantisca una buona retribuzione ma anche stabilità e sicurezza, forte sensibilità verso i temi collettivi come la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere e la sostenibilità ambientale. Chiedono spazi e opportunità reali per contribuire a un migliore presente, tenendo viva la speranza di un futuro più sostenibile e giusto. Il loro spazio strategico deve potersi estendere oltre casa e luogo di lavoro. I giovani sono spesso percepiti come distanti dalla politica, ma questa distanza non implica il disinteresse verso le questioni collettive. Al contrario, molti manifestano una forte sensibilità verso temi come la giustizia sociale, l'uguaglianza di genere, la sostenibilità ambientale e i diritti umani. La sfida è trasformare questa sensibilità in un impegno attivo, offrendo ai giovani spazi e strumenti per esprimere le proprie idee e contribuire alle decisioni che influenzano il proprio presente e il proprio futuro. Vocazione imprenditoriale in declino, ai ragazzi non interessa aprire attività. In 10 anni la diminuzione è stata del 18% in Veneto e dell'11% in Friuli Venezia Giulia.
A livello nazionale il calo degli ultimi 10 anni è stato di 150.000 unità, pari al 24%. Per il Friuli Venezia Giulia la contrazione è stata inferiore al migliaio con un'incidenza dell'11% e un numero assoluto ad oggi di poco meno 7.500 unità. Parliamo della quota delle imprese giovanili in funzione sul totale delle aziende attive. Tra i residenti, 3 su 4 preferirebbero spendere la laurea sul posto, rimane il fatto, scusate, che 1 su 4 pensa di trasferirsi altrove e conferma il fenomeno della fuga di cervelli all'estero. Un problema in particolare, anche se non soltanto di retribuzioni, a un anno dalla laurea chi lavora all'estero può contare su uno stipendio medio di 2.000 euro a fronte dei 1.500 di chi opera in casa. Cellulari, rischio moral panic, ecco perché vanno evitate le condanne indiscriminate. I divieti a tappeto sono rassicuranti per genitori e docenti, ma possono causare ribellioni. La videocrazia non nasce dagli adolescenti, ma dall'incapacità legislativa della politica. Con lo sviluppo di sempre mutevoli tecnologie di informazione e di nuove abitudini di consumo assistiamo a quello che è detto panico morale, la paura e la condanna di fenomeni percepiti come minacce gravissime per la stabilità della società e i suoi principi etici, scrive Peppino Ortoleva. Qualcosa di simile sta ora avvenendo per l'uso e l'abuso di telefoni e cellulari da parte degli adolescenti. Da una parte il Ministero dell'Istruzione obbliga i ragazzi a deporre i loro telefoni all'ingresso all'aula, dall'altro, noti psicologi parlano degli effetti devastanti, persino irreversibili, che questi apparecchi avrebbero sulle menti delle giovani generazioni. Il rischio è l'esplodere di un moral panic, cioè trasformare preoccupazioni motivate in condanne indiscriminate, di trattare intere fasce d'età come tutte da stigmatizzare, di ricorrere a divieti a tappeto che sembrano rassicuranti per adulti insegnanti, ma più che mettere in guardia gli adolescenti dalle conseguenze dei loro comportamenti, possono generare reazioni di ribellione. Israele è sotto i missili, ma continuano a colpire, oltre 400 morti in Iran. Tel Aviv stringe la morsa sul nemico, sono stati azzerati i vertici dell'intelligence. Netanyahu va nella bombardata Bat Yaman, pagheranno per la morte dei civili. Il bilancio delle vittime israeliane è salito a 14, sarebbero molte centinaia i feriti. Terzo giorno di guerra tra Iran e Israele senza esclusione di colpi, con raffiche di missili e ondate verso gli obiettivi nemici. Il conto delle vittime da entrambe le parti è continuato a salire, con un bilancio drammatico in Iran che avrebbe superato i 400 morti, ma anche nello Stato ebraico la notte del sabato è stata la più cruenta, almeno 6 morti e 180 feriti in un raid condotto contro Bat Yaman, cittadina di mare vicino a Tel Aviv. Per tutta la domenica poi caccia con la stella di Davide hanno continuato a bersagliare in tutte le direzioni, rivendicando di aver colpito il cuore nucleare iraniano e di aver azzerato i vertici dell'intelligence dei Pasdaran. Secondo l'IDF sono oltre 200 i ruttori balistici lanciati da Teheran da venerdì. Insomma, una situazione sempre più grave. Nella capitale iraniana senza rifugi non eravamo pronti a questo inferno. Teheran piange le sue vittime uccise dalle bombe israeliane e scioccata cerca di difendersi dalle incursioni dei jet con la stella di David che ormai da 3 giorni portano dal cielo distruzione e morte. Chi può lascia la capitale, chi non è in grado di farlo si sente in trappola alla ricerca di rifugi in cui proteggersi. Ma non ci sono i mamad, le safe room delle case israeliane e neanche i ricoveri d'emergenza. Si scappa in cantina, si cerca riparo nei tunnel e sale rabbia contro il regime. Una situazione chiaramente drammatica. Trump auspica un accordo di pace, ma non esclude il coinvolgimento degli Stati Uniti. La Casa Bianca apre a Putin come mediatore. Israele e Iran devono raggiungere un accordo. Donald Trump parla di pace in pubblico e in privato, lasciando trapelare chiaramente la sua volontà di tenere, almeno per il momento, gli Stati Uniti fuori dalla guerra, evitando così che restino impantanati in un nuovo conflitto in Medio Oriente.
In una girandola di incontri e telefonate, il Presidente lavora da venerdì per cercare di disinnescare la guerra e tornare a negoziare con un Iran indebolito dai bombardamenti. Non c'è nessuna scadenza per Teheran per sedersi al tavolo. Vorrebbero un accordo, ha detto ai microfoni della ABC. Trump finora ha resistito alle pressioni di Israele e dei falchi repubblicani a unirsi alla guerra, limitando il ruolo degli Stati Uniti a sostenere gli sforzi israeliani. Pur non escludendo un coinvolgimento americano, è possibile, ha affermato Trump, è apparso suggerire che potrebbe esserci solo se le basi e gli interessi americani nell'area finissero sotto attacco. In quel caso, ha minacciato, l'Iran verrebbe colpito con tutta la forza dell'esercito americano. Meloni cauta sul Presidente degli Stati Uniti, no a indicare lo zar come paciere. Momento cruciale al G7 per Giorgia Meloni. Si annuncia l'incontro con Donald Trump, non è chiaro che sarà un bilaterale vero e proprio, un momento informale, certamente ci saranno dei contatti che saranno focalizzati sulla nuova guerra fra Israele e Iran, in uno scenario ulteriormente movimentato dall'annuncio del Presidente americano sull'apertura a Vladimir Putin come mediatore del conflitto, una presa di posizione che ha spiazzato anche Roma, lo scenario rende ancora più complesse le trattative fra gli Sherpa dei 7 paesi. La situazione impone cautela anche a chi come Meloni, fra gli altri 6 al tavolo, è probabilmente la leader politica più vicina a Trump. E siamo alla politica di casa nostra, Gasparri, terzo mandato, parliamole, ma la contropartita sia il taglio dell'IRPEF. Il capogruppo di Forza Italia al Senato, Lega divisa sul tema, non ha avanzato una proposta, i tempi sono strettissimi, il rinvio delle elezioni 2026, non c'è alcuna motivazione valida. Il mondo va avanti lo stesso pure senza Zaia e Fedriga e pure senza il sottoscritto, dice Gasparri, e io questo accanimento alla carica non lo capisco. Non potersi più candidare alla presidenza della regione non è una condanna all'esilio, nessuno di noi è insostituibile e le alternative in politica come nella vita sono tante. La mia impressione è che nella Lega non tutti vogliono il terzo mandato, e lo dico da politico navigato che negli anni ne ha viste tanto. In ogni caso, se la Lega vuole aprire una discussione, allora avanzi, lo faccia il più presto, una proposta formale al nostro segretario Antonio Tajani, se c'è una proposta che venga fatta nei modi dovuti e non con le interviste sul giornale, ma al momento questa proposta non esiste. Quale potrebbe essere un modo per convincervi a cedere? Chiede l'intervistatore Laura Berlinghieri. Premetto che il limite dei mandati è un aspetto tecnico e non di sostanza e non è su questo né sul destino di Zaia che si fonda la coalizione di centrodestra. Per noi una priorità è abbassare l'IRPEF, quindi ad esempio di fronte a una proposta di taglio di 5 punti percentuali saremmo sicuramente più aperti, oppure davanti a una trattativa sulle leggi per la flessibilità in azienda. Quello che ci chiedono i nostri elettori, dice ancora Gasparri, è di accelerare l'attuazione del programma su tasse e lavoro, quindi di fronte a questo saremmo pragmaticamente disposti a discutere anche di terzo mandato. E Fratelli d'Italia alla fine cederà? Finora erano contrari, adesso si dicono aperti alla discussione, del resto la questione è stata posta pubblicamente proprio da Donzelli, io ne parlo tutti i giorni con lui, così come con Calderoli, ma c'è ancora una questione di tempo che è strettissimo. Il riarmo divide il centro-sinistra, il PD indugia pensando al corteo romano di sabato 7 giugno per Gaza, il fronte di critica alle ambiguità del governo sull'attacco di Israele all'Iran, hanno mostrato lo schieramento progressista che si propone alla base dell'Alleanza 2027, PD, Movimento 5 Stelle, AVS, insomma una situazione che ricompatta la minoranza. Il board di Mediobanca rinvia l'assemblea il 25 settembre, la Sisi era chiamata a decidere sul OPS lanciata su Banca Generali. Il Consiglio di amministrazione ha deciso di interpellare i soci dopo l'esito delle valutazioni di Trieste. Da Andy Warhol a Sammy Basso, così nacque l'idea di 21 Gallery, la società che punta su artisti emergenti, prese forma in un evento di beneficenza nel Trevigiano. Lì ci fu l'incontro con il ragazzo affetto da progerie e con la sua voglia di scommettere su di sé.
Torniamo a parlare di porto, container osservati speciali, sindacati operatori in allerta. Rientriamo un attimo in studio anche per poi far vedere, a fronte delle decisioni degli operatori, anche quelle che sono le posizioni del presidente del porto Gurrieri, che in un'intervista a Tele4 ha spiegato come questo momento, diciamo così, di flessione dei traffici collegato alla separazione fra le due compagnie oceaniche MSC e Maersk sia una questione momentanea, come invece a settembre si aspetta un nuovo forte aumento dei traffici. Abbiamo inserito all'interno della scaletta il servizio relativo, andiamo per favore a vederlo con l'aiuto della nostra regia. Eccolo qua. Non ci sarà, non vi preoccupate che non ci sarà questo calo netto così come nel mese di maggio, facendo riferimento a tutto l'anno naturalmente. Sgombra il campo da preoccupazioni il neocommissario del porto sul calo dei traffici del 45% del terminal contenitori nel mese di maggio a seguito della rottura dell'alleanza oceanica fra le compagnie Maersk e MSC. Se è vero che i danesi hanno fatto rotta altrove anche a Capodistria e Fiume, è altrettanto vero che chi resta e sfrutterà poi l'ampliamento del terminal è il primo operatore marittimo mondiale del settore. Non bisogna mai essere ottimisti. Quando io ho visto che a marzo avevamo fatto un exploit al molo settimo di contenitori non mi ero beato, perché sapevo che erano gli ultimi contenitori che faceva la Maersk al molo settimo. Come adesso a maggio che c'è un risultato opposto, non mi preoccupo più del tanto, perché intanto siamo ancora nella media da gennaio a maggio dell'anno scorso. E poi c'è anche una cosa da dire che è importante, che stiamo parlando del primo armatore al mondo MSC, e quindi siccome mi risulta, perché ho parlato anche con i vertici di MSC che stanno riprogrammando la loro layout a Trieste, e quindi io penso che al più tardi potremmo rinvertire questa tendenza rendendola positiva a cominciare da settembre. Quanto ai mercati del futuro, ha destato grande interesse per gli operatori del settore, non solo la tavola rotonda a Trieste, punto d'arrivo del corridoio delle Indie Orientali, organizzato dalla Cinzia Vitale Onlus nell'ambito del simposio internazionale Geo-Adriatico ospitato dalla regione, un mercato, quello indiano, per cui il porto di Trieste è già pronto. Per noi conta molto, naturalmente bisogna capire che questa cosa non è pronta subito, ma sarà pronta a medio termine, però ci dobbiamo far trovare già pronti prima ancora che iniziano la situazione operativa. C'è molto da fare, diplomazia e logistica in questo frattempo. Difatti lunedì c'è la prima riunione importante al Ministero degli Esteri, dove parteciperà l'autorità portuale, naturalmente nella mia persona, e dove io spiegherò perché Trieste è già pronta e non fra 10 anni. E questo significa che siamo in concorrenza diretta con Marsiglia in Francia e col Pireo in Grecia. Bene, proseguiamo allora proprio su questo fronte, porto, container osservati speciali, sindacati operatori in allerta dopo la flessione di maggio, attenzione all'evolversi del trend, domani un incontro con Adriafer, che si tratti di una flessione temporanea frutto di normali dinamiche tra aziende o di un campanello d'allarme, il calo del 45% dei container è al centro di operatori e sindacati. Nessun allarme al momento, in queste ore i rappresentanti dei lavoratori si limitano a monitorare la situazione sullo scalo, dopo che la fine dell'alleanza decennale tra MSC e Maersk sta trasformando l'assetto degli attracchi nell'Alto Adriatico. Per la FICGL la prima preoccupazione è data dalle guerre in corso, la FICISL dice serve velocità nelle risposte. Abbiamo sentito le parole del presidente dell'autorità portuale Gurrieri. Scusate. In decollo progetti per 800 milioni, ma sentiamo intanto, prima di continuare, la sala operativa della Polizia Locale con Fulvio De Grassi. Buongiorno. Sì, buongiorno Stabile e tutti gli spettatori. Cominciamo con il dire che per quanto riguarda la notte, le nostre notturne hanno rilevato solo un incidente conferito come cosa extra, più importante, automoto in Carducci Fabra, una lesione agli arti, niente di gravissimo, comunque un incidente un po' serio,
Per il resto solamente i controlli e gli interventi di routine per quanto riguarda appunto le nostre pattuglie notturne. La giornata oggi si presenta abbastanza malevole dal punto di vista meteo, perciò attenzione, asfalto che potrebbe essere bagnato in caso di pioggia, sono diversi giorni che non ci sono precipitazioni, sarà da usare massima prudenza per evitare asfalto scivoloso appunto reso in tal maniera dalla pioggia. Ricordo divieti di sosta sulle rive per nave da crociera, ormai dovrebbe essere consolidato, però ricordo ancora sta arrivando una nave da crociera, ci sono dei divieti sulle rive lato del mare. Diversi lavori, ci aspettiamo come ogni lunedì delle richieste da parte delle ditte, attenzione ai divieti temporanei salvo maltempo. La sento bene oggi. Mi vengono segnalate ancora 2 chiusure, la chiusura di via del Bosco per lavori tra via Vittoria e via Bernini e la chiusura di via Monte Valerio 2 sempre per lavori. Ricordo ancora la via del Bosco tra via Vittoria e via Bernini chiusa per lavori e la via Monte Valerio all'altezza Civico 2. Al momento non abbiamo particolari interventi in atto, il traffico è tranquillo vista l'ora, vediamo un po' come si evolve la giornata, vi restituirei la linea. Bene, grazie Fulvio De Grassi per le sue informazioni puntuali come sempre. Noi andiamo un attimo a rivedere quello che è successo con la prima del Cirque du Soleil e con il Red Carpet di Tele4 di questo importantissimo evento che ha preso le mosse in quello che è l'ex sedime del Silos. Andiamo a vedere i 2 servizi, non partendo da questo ma partendo da quella che è la recensione. Li vediamo in serie. Quando si recensisce uno spettacolo come Allegria in a New Light, c'è il rischio che la magnitudo dell'appuntamento ne sovrasti persino l'aspetto artistico, di cui per certi versi è parte integrante. Diciamo subito a scanso di fraintendimenti che lo spettacolo è bellissimo, non solo per l'eccezionale bravura degli artisti, sulla quale comunque, va detto anche questo, Allegria si fonda e prende forma, ma proprio perché, e può sembrare paradossale, nessun numero esaspera le capacità dei performer. Di ciò sono esempi perfetti le gag dei clown, momento più temuto da parecchi spettatori adulti, durante le quali la regola del 3 è rispettata alla perfezione, perché in tal modo uno sketch che ha il compito di interrompere la teoria di numeri acrobatici, che appunto se presentata senza soluzione di continuità rischia di sembrare dilatata all'infinito, crea la giusta attesa per ciò che verrà dopo. È logico che Allegria punti tutto sulla precisione degli acrobati e che il pubblico se l'aspetti. Pure, seguendo la lezione di Fred Astaire, tutto sembra accadere per caso, anche se sappiamo benissimo che tutto è stato stabilito da prove su prove, che il piede dovrà toccare quel punto preciso della trave oppure atterrare in quel punto preciso del palcoscenico. Allegria in a New Light, che resterà a Trieste come noto fino al 31 luglio, è perciò in definitiva un'esperienza, forse la più completa, del significato stesso di essere spettatore, ed è perciò questa una di quelle esperienze per le quali vale la pena di dire io c'ero. E l'allegria dai giovani, e l'allegria dai giovani, sì, proprio, e l'allegria non poteva essere dai giovani, e no dai vecchios maridas. Nessuno meglio di Gianola Nonino poteva in musica condensare lo spirito che serpeggiava ieri sera lungo il Red Carpet di Allegria, una serata all'insegna del divertimento e dell'impegno, palesatosi con i numeri affidati agli artisti del Cirque du Soleil. E se è ben vero che Nonino significa anche impegno, pure l'arrivo del Cirque è stato possibile grazie al lavoro di più realtà. Intanto la presenza della compagnia canadese nella nostra città inquadra e si inquadra a sua volta in un momento molto particolare per il Friuli Venezia Giulia, perché da qualche tempo, anche grazie a grandi e persino più piccoli eventi, la regione più a est del settentrione si sta ritagliando uno spazio sempre più preciso e proprio. Il Friuli Venezia Giulia penso che stia acquisendo una grande riconoscibilità attraverso una promozione che facciamo diretta, ma anche attraverso i grandi eventi che avvengono in questa regione e cresceranno sempre di più. Per non dire della città, che grazie alla permanenza di un mese di Allegria
in A New Light godrà di un'esposizione mediatica non indifferente. Avremo anche delle sorprese nei prossimi giorni per come sarà ancora più conosciuta nel mondo proprio grazie al Cirque. E soprattutto la città scopre uno spazio che non conosceva, perché credo che per tutti quelli che sono entrati questa sera e che entreranno in tutte le prossime repliche in questo spazio scopriranno uno spazio che non si conosceva. Infine il sito, che è stato dato in concessione al Teatro Stabile dalla Coop proprietaria, anche in questo caso con una prospettiva ben precisa per garantire alla città un nuovo e chissà, forse non temporaneo asset. E bisogna valorizzare questa città che è bellissima, cercare di essere vicini alle istituzioni, essere vicini alla gente e quindi ben contenti di dare una mano per come possiamo e se possiamo anche di più. Bene, allora torniamo a parlare del porto, in decollo progetti per 800 milioni, il Molo Settimo vedrà partire entro l'anno 2 cantieri. I 100 milioni del fondo complementare saranno spesi per consolidare la banchina, il lavoro sarà svolto mediante un particolare robot che riparerà la piastra del piazzale da sotto, operando dal mare. TMT investirà 70 milioni di risorse proprie per preparare il molo a ospitare le mega portacontainer da 24.000 TEU. Allo scopo sono state appena installate 2 nuove gru ship to shore e il punto d'attracco verrà allungato con un dente lungo 100 metri e largo 140. I lavori dovrebbero partire entro l'anno e concludersi in 18 mesi, mentre è iniziata l'elettrificazione della banchina. Il previsto secondo lotto dell'allungamento invece è stato rimandato senza una data precisa. Andiamo ancora avanti, oltre 3.000 la sfilata dal Friuli Venezia Giulia a Gemona è già pronta, Alpini vi aspettiamo, l'incontro del 2026 sarà ospitato nella città simbolo del terremoto, corriere e auto da tutta la regione per partecipare intanto nel weekend a quella che è stata la mini adunata. Da Gorizia presente un centinaio di penne nere e qualche decina da Trieste. Noi ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco con il resto della rassegna stampa. Bentrovati ancora in diretta Sveglia Trieste, proseguiamo con la rassegna stampa, la pagina dedicata a Istria, Quarnero e Dalmazia, da Pola Zagabria in treno, torna alla linea dopo 30 anni, passerà da Lubiana, il collegamento dal 20 giugno fino al 13 dicembre, ogni venerdì la corsa partirà dalla capitale croata, la domenica dall'Istria. Chiavette USB cinesi con virus, istituzioni slovene in allarme, il Ministero della Transizione Digitale ha inviato i dispositivi a varie agenzie pubbliche di Casteri. Il malware, secondo il giornale online 24 Ur, è arrivato sui PC della Corte dei Conti. Sarebbero state potenzialmente infettate con dei malware prima di finire nelle porte di computer in uso a diverse istituzioni pubbliche slovene. Poi le pagine dedicate alla scienza, disastri petroliferi nel Mediterraneo, gli studiosi stilano la mappa dei rischi, il mare Egeo è tra le zone più critiche per la conformazione per il numero di sversamenti, in 3 giorni coste inquinate, anche l'Alto Adriatico è un'area in pericolo, dopo un incidente la risposta deve arrivare entro poche ore. 3 giorni è il tempo che avremo a disposizione per intervenire se domani una petroliera si spezzasse al largo delle isole greche, 72 ore per mobilitare navi, contenere le chiazze, proteggere le coste prima che tonnellate di greggio trasformino il mare Egeo in una distesa nera. Questo è un ultimo degli studi realizzato dal team internazionale che ha processato oltre 2 milioni di simulazioni virtuali per disegnare la prima mappa completa della vulnerabilità del cosiddetto Mare Nostrum. Andiamo ora a vedere quello che è successo ieri con la rapina al centro commerciale Il Giulia, assalto dei rapinatori a colpi di martello, gioielli rubati, poi la fuga tra i fumogeni. Il colpo messo a segno da 2 banditi alle 13:35 fra le urla delle commesse. Il servizio di Laura Buccarella.
Hanno agito in due, a volto coperto, vestiti di nero e con cappellini a visiera. Un colpo fulmineo in pieno giorno alla gioielleria Orofino al centro commerciale Il Giulia. Erano le 13:40 quando i due uomini sono entrati dal parcheggio e hanno lanciato un fumogeno rosso in un corridoio del centro, seminando il panico tra commesse e clienti. Quindi, a colpi di martello, hanno mandato in frantumi una delle vetrine principali della gioielleria che si trova al piano seminterrato. In pochi minuti hanno portato via gioielli, oro e diamanti e sono scappati, lanciando un altro fumogeno e uscendo a piedi su via Giulia. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della questura che hanno avviato le indagini. Dopo aver raccolto le prime testimonianze dei presenti e aver effettuato i rilievi, gli agenti si sono concentrati sull'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia nel negozio che nei corridoi del centro commerciale. È possibile che fuggendo i due rapinatori abbiano scoperto parzialmente il volto, risultando quindi riconoscibili grazie alle immagini. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di due uomini sudamericani, fra di loro avrebbero comunicato in spagnolo, ancora da quantificare l'entità del bottino. Bene, allora proseguiamo con la nostra rassegna stampa. Andiamo a vedere anche per quanto riguarda la cronaca di ieri, i nuovi disordini in piazza Perugino, documentati nel nostro telegiornale domenicale da Laura Buccarella. Dopo la maxi rissa dell'altra sera in via Locchi, l'attenzione si sposta nuovamente su piazza Perugino, teatro nel tardo pomeriggio di ieri di disordini, schiamazzi e lancio di petardi da parte di un folto gruppo di ragazzini, secondo i testimoni almeno una ventina. L'episodio questa volta non è sfociato in rissa, ma ha esasperato a tal punto i residenti della zona da spingerli a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 18:30, in supporto sono arrivati anche gli agenti della questura e della polizia locale. I militari dell'Arma hanno avviato subito gli accertamenti del caso e hanno identificato alcuni ragazzi che però al loro arrivo hanno cessato la loro attività di disturbo. Pertanto non è stato adottato per ora alcun provvedimento, ma le indagini proseguono anche sulla base del video che gli stessi protagonisti hanno girato col telefonino e diffuso sui social. Il ripetersi di risse e disordini in varie parti della città pone all'orizzonte il ritorno di ordinanze anti-alcol e degrado da parte del comune, oltre alla possibile reintroduzione delle zone rosse che il sindaco ha già annunciato di voler richiedere al nuovo prefetto. Allora, torniamo con la rassegna stampa. Un polo culturale all'ex seminario, nasce il nuovo museo diocesano. Negli spazi di via Besenghi il taglio del nastro per le 3 stanze dedicate alle mostre temporanee, 3 sale spaziose in cui per 2 mesi si potranno ammirare i quadri monumentali dell'artista Oleg Supereco. Le altre 3 stanze gemelle sono ancora vuote, ma non lo resteranno a lungo. Il Museo Diocesano apre la sua sede all'interno dell'ex seminario vescovile di via Besenghi. Tornando invece alla rapina, di cui oggi ovviamente daremo tutti i potenziali sviluppi, non erano dei principianti troppo rischioso inseguirli. Li ho visti scappare, li ho inseguiti, ma quando mi sono reso conto che non si trattava dei soliti balordi, mi sono fermato, era troppo rischioso. A parlare uno degli addetti al servizio guardia fuochi del Giulia, che ieri era in servizio durante la rapina ai danni della gioielleria Orofino. Negli istanti in cui la coppia dei malviventi ha messo a segno il colpo, si trovava al banco informazioni circolare al piano più alto del centro. A un tratto ho visto salire un denso fumo rosso, ho sentito un odore acre e poi un forte colpo e la commessa che urlava. Da quel punto di osservazione, senza conoscere ancora i dettagli, ho visto i rapinatori scappare verso le scale. Allora andiamo a sentire anche il servizio relativo alla situazione turistica in città realizzato dalla nostra Laura Buccarella, gli ultimi dati, gli ultimi numeri e insomma quelle che sono le prospettive per l'estate. Abbiamo percepito un po' meno pressione di mercato rispetto allo stesso periodo dell'anno passato e parimenti
il prossimo weekend, che invece è Corpus Domini, registriamo più o meno la stessa pressione di mercato. Abbiamo avuto molte prenotazioni più last minute rispetto all'anno scorso, ma abbiamo tenuto e mantenuto un buon livello di saturazione della città. Un lieve calo di presenze di tedeschi e austriaci, compensato però da un forte aumento degli ungheresi, più frequente ricorso alle prenotazioni last minute, ma solo in questo periodo, mentre i risultati dei primi mesi dell'anno mostrano una tendenza dei visitatori ad allungare le loro vacanze in città. È il quadro del turismo a Trieste tracciato dal neopresidente di Federalberghi Maurizio Giudici, in questo periodo segnato da vari ponti festivi, a cominciare da quello italiano del 2 giugno fino alla Pentecoste, molto sentita in Germania e Austria, paesi che però fanno i conti con una particolare congiuntura economica. Abbiamo visto un calo della parte austria-tedeschi rispetto al normale, un aumento invece degli arrivi degli ungheresi, e quindi questo ha di fatto un po' compensato e bilanciato. Probabilmente la situazione è anche figlia un po' delle diverse difficoltà economiche dei vari stati. Anche la Germania non è che sta passando un periodo assolutamente positivo come nel passato, quindi una minor disponibilità delle famiglie c'è, pertanto questo è anche naturale. Certo che sono elementi che in termini tecnici e professionali saranno oggetto di studio, però tutto sommato continuiamo a esprimere, Trieste continua ad esprimere questo gradimento, e ancorché ridotto sotto last minute, comunque Trieste è oggetto di flussi d'arrivo non indifferenti. Bene, andiamo a vedere anche le altre notizie. Il cantiere dei Topolini in mezzo ai bagnanti per riaprire la corsa agli stabilimenti 4 e 5. Dopo la gettata di cemento i lavori interesseranno anche gli spogliatoi, gli scaletti e i parapetti, poi tocca al 6 e al 7. Scrive Laura Tonero, mentre la parte fruibile dei Topolini è ormai super affollata, proseguono i lavori per poter consegnare i bagnanti quanto prima anche i punti di quel lungomare ancora in fase di ricostruzione dopo le mareggiate del 2023 che li avevano distrutti. In questi giorni gli operai stanno provvedendo alla gettata di cemento che fungerà da nuova piattaforma per quegli stabilimenti. Il cantiere affidato all'impresa ITEC di Mattarollo Serelle di Udine, avviato a metà febbraio scorso, sta interessando ora i Topolini 4 e 5, poi affronterà i 6 e 7. La prima parte dei lavori dei Topolini eseguita nel 2024 ha richiesto l'investimento di 832.000 euro, quelli avviati ora ulteriori 2.168.000, risorse coperte da un finanziamento regionale. Lavori alla caserma Postiglioni, si demolisce lo scalo di Alaggio, via il cantiere da 5 milioni e 8 per la riqualificazione dell'edificio della Guardia di Finanza alla Lanterna. L'operazione prevede anche il restauro delle vecchie facciate e della banchina nord. Dal Labrador Magnus a Semmi e Lachi, benedizione degli animali dai luterani, le offerte raccolte nella funzione religiosa saranno donate a favore delle attività del rifugio Astad e del Gattile. Chiuse invece in soli 20 minuti l'asta benefica di Boramata, e di Boramata abbiamo parlato anche nel telegiornale di ieri relativamente a un'edizione anche questa di particolare successo. Andiamo a vedere il servizio realizzato nel nostro notiziario di ieri. È andata benissimo, anche per quest'anno sono andate via nel tempo di un refolo, perché veramente in un quarto d'ora sono andate via tutte, quindi siamo super contenti. Sono andate a ruba le girandole di Boramata all'ormai consolidato evento conclusivo della Kermesse dedicata al vento di Trieste. L'asta benefica quest'anno sostiene la Fondazione Monticolo e Foti, realtà che promuove l'inclusione sociale attraverso lo sport, in particolare il baskin per atleti con diverse abilità. È andata benissimo, c'è stata una partecipazione della comunità, del territorio e anche di qualche turista molto profonda. Devo dire che si sono interessate le persone che si sono avvicinate al banchetto anche per richiedere informazioni sulla fondazione. Il 100% di quanto raccolto è destinato ai progetti dell'inclusione che attua la Fondazione Monticolo e Foti. Noi lavoriamo principalmente per gestire progetti di inclusione nel campo dell'autonomia abitativa e
dello sport, dell'inclusione culturale. Abbiamo appena terminato un bellissimo progetto con Società dei Concerti che ha portato dei ragazzi con disabilità cognitive all'ascolto di concerti di musica classica. Con l'edizione numero 10 Boramata chiude un ciclo, ma già promette di pensare a nuove e diverse iniziative per i prossimi anni. E alla fine insomma, chiudiamo così questo nostro ciclo di 10 anni di Boramata, che è stata una festa che ha sorpreso un po' i triestini e anche i visitatori della città. Siamo contenti di aver messo insieme gioco, solidarietà, un aspetto turistico e culturale e tanta sperimentazione un po' in una piazza che è speciale, dove insomma c'è spazio per fare cose nuove. E quindi abbiamo celebrato il vento è anche stato contento perché negli ultimi anni non è mancato, quindi significa che insomma, tutto sommato ha apprezzato le cose. Boramata, un po' di follia, è stata cercare di organizzare delle attività originali e inaspettate, gli aquiloni giganti in piazza, quest'anno lo yoga, e quindi ci sembra un po' dare un'idea di quello che può essere questo tema importante per la città che noi esploriamo da ormai 26 anni come Museo della Bora e che prossimamente porteremo anche a Opicina, in un nuovo spazio che apriremo tra qualche settimana. Bene, abbiamo parlato poco fa anche del raduno triveneto degli alpini, con anche la partecipazione dei triestini, dei goriziani. Allora andiamo a vedere il servizio del nostro Omar Costantini, che ha parlato anche della ricezione della stecca da parte di Gemona, che ospiterà la Dunata Triveneta nella prossima edizione. Andiamo a vedere il servizio dal nostro telegiornale. Assessore Zilli, oggi c'è stato il passaggio di consegna tra Conegliano e Gemona del Friuli come sezione, ma tutto il Friuli Venezia Giulia sarà coinvolto per quanto riguarda l'edizione 2025. Sì, 2026 a 50 anni dal sisma del 76 che appunto distrusse tutto, ma non fece perdere la forza di volontà alla gente, arrivò una solidarietà internazionale inimmaginabile, tutti impararono conobbero la grande tenacia del popolo friulano, fatto appunto di poche lacrime e tanta voglia di rimettersi immediatamente in gioco per far rinascere le comunità. Credo che a 50 anni dal sisma ci siamo riusciti egregiamente e oggi è stato un momento importantissimo con la tanta gratitudine della gente mentre sfilavamo, e noi siamo orgogliosi di consegnare ai nostri figli un Friuli che è conosciuto nel mondo per la sua laboriosità, per la sua competenza e per i valori che sono quelli degli alpini. Allora non resta che dire appuntamento Gemona 2026. Vi aspettiamo numerosi. Bene, proseguiamo con le altre notizie che ci portano alla pagina sportiva con la Triestina. La scelta del tecnico, la decisione è attesa entro un paio di giorni, Gorgone in pole, ma ha anche altre richieste, Donati verso Vicenza. Si apre in casa la Bardata la settimana della decisione sul prossimo allenatore, in società l'intenzione di fare presto, in modo da programmare in sintonia con il mister relativamente a vendite e a di trattare giovani da pescare. Considerate le poche risorse a disposizione, l'intenzione è quella di attingere gli incentivi economici previsti in caso di massiccio utilizzo di giocatori dal 2004 in poi. Naturalmente prima di tutto va deciso l'allenatore. Insomma, ci sono varie possibilità, riemerge anche il nome di Massimo Donati, di cui si parlò la scorsa estate, oltre a Gorgone. C'è anche un terzo nome, si tratta di Piero Braglia, 70 anni, che giocò con l'Unione a metà anni 80 in Serie B, insomma un allenatore esperto, a differenza di quelli più giovani che sono rientrati tra le mire della società. Basket invece, il sogno di Sunshine, parliamo ovviamente di Andrea Pecile, l'ex capitano assistant coach a Granada, Trieste divertente ma da tifoso speravo di più, la dimensione europea è intrigante con una proprietà così solida. Nell'azzurro di un'estate che vedrà l'Italia del post dare l'assalto ad Eurobasket, un altro triestino si ritaglia un ruolo nei quadri tecnici della nazionale, si tratta di Andrea Pecile che entrerà ufficialmente a far parte dello staff dell'Under 20 maschile, chiamato a portare la sua esperienza per un lavoro individuale dedicato a alcuni dei giovani più promettenti del panorama italiano. Quanto alla sua valutazione
sulla stagione biancorossa, la stagione della Pallacanestro Trieste, a maggior ragione perché parliamo di una neopromossa, dice Pecile, va considerata buona. Se poi devo parlare da tifoso, visto il budget e la qualità dei giocatori, avrei sognato qualcosa in più, magari allungando la serie contro Brescia e portandola alla gara 5, ma va detto che ciò che è successo alla fine della stagione con la squalifica del campo e tutto ciò che questo ha comportato non ha aiutato appunto il finale di stagione. Andiamo anche a vedere altri due servizi relativi al TG di ieri sera. Il primo, le rivendicazioni sindacali della FIALS rispetto a una situazione sanitaria, infermieristica in Friuli Venezia Giulia che desta, secondo il sindacato, diverse preoccupazioni. Sentiamo quali. Una percentuale non irrisoria di personale non riesce più a svolgere le mansioni per cui era stato assunto. Per quanto riguarda magari gli infermieri, non so, sappiamo benissimo che è un lavoro usurante, quindi un infermiere più anziano non è che riesca a spostare pesi e cose del genere. È una problematica più sentita, immagino, a livello interno, perché è più conosciuta. Allora, diciamo che la problematica è conosciuta ed è stata anche più volte, come dire, evidenziata, anche le aziende lo sanno, ma anche la Regione adesso ha fatto degli studi per valutare la percentuale di persone che non possono più svolgere le mansioni per le quali sono state assunte, e ci aggiriamo per qualche categoria anche il 25 e anche 30% di limitazioni. E questo è dovuto un po' proprio alla modalità come si lavora, perché è evidente che se devo essere in turno in due operatori sociosanitari per assistere una paziente, devo lavarla a letto o altro e mi trovo da solo, ecco che comprometto la mia salute e anche il mio fisico. Questo vale per gli OSS, vale per gli infermieri, vale per tutto il personale che in qualche modo è chiamato anche ad avere l'assistenza diretta sul paziente, e non dimentichiamo che anche l'età anagrafica ha una certa influenza, che sicuramente con l'allungamento dell'età lavorativa questo sarà un problema sempre più sentito. Credo che bisognerebbe fare delle politiche di iniziare in posti così magari più pesanti o più altro, con un organico adatto, in modo tale che non ci si trovi alla fine di questo primo step a essere già diciamo con il fisico compromesso. Ecco. Bene, queste le parole appunto di Potočnik circa la situazione. Andiamo a vedere anche le belle immagini girate ieri della portaerei Cavour, che rimarrà per un periodo nel golfo di Trieste, in bacino della Fincantieri, per 2 mesi di manutenzione o refitting, come si dice. Le immagini girate ieri dal nostro Gianluca Paladin. Come vedete, l'approdo in banchina ha fatto il suo ingresso nel primo pomeriggio di ieri nel bacino dell'Arsenale Fincantieri a Trieste, la porta aeromobili Cavour, ammiraglia della flotta della Marina Militare Italiana. Tanti triestini che si trovavano lungo la costa, che hanno seguito le manovre d'arrivo, in particolare da Muggia, hanno fatto sapere poi dall'ufficio stampa della Marina Militare che la nave sarà in bacino per un paio di mesi per operazioni di manutenzione ordinaria. L'ultima volta che l'ammiraglia è stata nell'Arsenale triestino risale agli inizi di gennaio del 2015. La portaerei Cavour è entrata in servizio nel 2009, è una portaerei leggera, progettata per operazioni aeree che includono aerei a decollo corto e atterraggio verticale. Recentemente è stata affiancata del ruolo di unità maggiore della Marina Militare dalla nave Trieste, che abbiamo visto tra l'altro anche questa in 2 occasioni nel capoluogo giuliano, l'ultima volta proprio in occasione dell'approdo dell'Amerigo Vespucci con nave Trieste a fare da appoggio. Fincantieri dunque si occupa delle operazioni di manutenzione di uno dei giganti della Marina Militare Italiana. Andiamo ancora avanti. Ban saluta lo Jadran, rimarrà sempre casa mia. Il classe 92 lascia
dopo 18 anni di amore incondizionato, rinunciato a categorie superiori, ma sono felice, così uomo simbolo, bandiera della società, che continuerà a militare in Serie B, insomma, una decisione di chiudere il proprio percorso. Dinamo al centro Colli la fascia di capitano, il triestino riconfermato del team isontino per il 4º anno e rimane anche Lorenzo Peresson, lascia Andrea Cestaro. Falcostar esce Barel, confermato Gallo, Breno abbandona il club visiaco dopo 2 stagioni, Federico rimane alla corte del tecnico Andrea Beretta. L'Azzurra in crescita con l'affiliazione al Trieste Campus, la RDR ha superato quota 150 tesserate nell'ultima divisione. Tra i risultati brilla la bella promozione in prima divisione. La Pallanuoto Trieste vince lo scudetto Silver, gli alabardati dominano il Crazy Waves Pisa, coach Daniele Bettini, impagabile vedere la gioia dei nostri atleti. Il giocatore giuliano Mauro Scarpa è stato premiato come MVP della finale. Muggia Portorose Muggia, trionfo di Adriatic Europe con Dusampu al timone. Nella variante hybrid, dominio di Vitaminia by El Moro, Marvin si aggiudica il premio all'equipaggio più inclusivo. Visto che ci siamo, che stiamo parlando di questo, andiamo anche allora a vedere il servizio su quella che è stata la partenza della Muggia Portorose Muggia nella giornata di sabato, che insomma ha riportato la grande vela anche sulla sponda muggesana del Golfo. Andiamo a rivedere un attimo la scaletta, così possiamo lanciare anche questo servizio che abbiamo realizzato alla via della regata. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Una splendida giornata di sole e vento ha reso spettacolare la partenza della Muggia Portorose Muggia nell'ambito della Settimana Internazionale dei Tre Golfi, un evento che vede come fulcro organizzativo il Circolo della Vela Muggia, il tutto patrocinato dalla Regione Friuli Venezia Giulia e dal Comune Rivierasco. La partenza il via alla 48esima edizione della Muggia Portorose Muggia nella sua doppia versione traditional e hybrid, quindi l'intera flotta che partirà si separerà. Il primo cancello è all'altezza di Isola e le barche immatricolate che partecipano alla versione traditional approderanno presso lo Yacht Club Marina di Portoros, e l'altra flotta, l'hybrid, rientrerà sempre con uno spettacolare arrivo qui davanti al circolo. Appuntamento oggi ma anche domani, perché partirà la flotta traditional da Portorose per arrivare qui a Muggia con un cancello all'altezza di Marina di Capodistria, e stesse sorte, stessa bella regata anche per l'hybrid, che avrà la possibilità di congiungersi alla flotta partita da Portorose, sempre con un arrivo qui spettacolare davanti alla sede del circolo. Un trofeo, quello dei Tre Golfi, che nasce nel 2005 su spunto dell'allora presidente Pietro Zugna. Nel 2005 abbiamo pensato di trasformare una manifestazione soprattutto per il circolo, inglobando tutte le nostre regate che organizziamo, la Coppa Primavera che ormai insomma tanti anni, altre regate che si sono aggiunte nel frattempo, e interessando soprattutto tutte le società sportive marinaresche di Muggia. Non solo vela, appunto, nella manifestazione muggesana, che abbraccia anche altre discipline, tutte collegate al mare, come canottaggio e pesca. La Settimana Internazionale dei Tre Golfi è giunta ormai alla sua 20ª edizione, sono tante le realtà associative che partecipano a questa settimana, la Società Nautica Pullino, il Gruppo Pesca Sportivo Marinaresca e Adria Nuoto, quindi sono tante gli sport e le attività che durante questa settimana si sono
prodigate, ecco, per offrire ai partecipanti dei bellissimi eventi competitivi, ma anche di socialità e di divertimento per tutti. Bene, allora ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci ritroviamo tra poco qui a Sveglia Trieste. Bentrovati ancora in diretta con Sveglia Trieste. Ci ha raggiunto Caterina De Gavardo, assessore comunale alla sicurezza del comune di Trieste. Buongiorno e bentrovata. Grazie tante, grazie per l'invito e buongiorno a tutti. Allora, abbiamo tanti argomenti da trattare, dalla stretta attualità, la situazione della polizia locale con una serie di novità con cui è alle prese, ma abbiamo già una telefonata, vedo, quindi intanto sentiamo il telespettatore o la telespettatrice. Pronto? Buongiorno. Pronto, buona giornata dottor Marco e la sua ospite e assessore Caterina De Gavardo da Claudio Visentini. Buongiorno Claudio. Dunque, la vita è fatta di incontri. Il mio con la dottoressa Caterina e con il comandante Walter Milocchi in quella trasmissione RAI per parlare di sicurezza stradale è stato un momento indimenticabile. C'è molto da lavorare, assessore. Se, come ho sentito dal comandante, che dal 1 maggio 24 al 30 aprile 25 ci sono stati purtroppo 11 incidenti mortali, un numero troppo elevato, nonostante sia stato aggiornato il codice della strada. Concludo, non prima di aver ringraziato lei che dà l'input politico al comandante, alle sue donne e ai suoi uomini, e alle nuove esigenze che sono mutate ed accresciute. Dal lato un costante e profondo ascolto del territorio, anche con la gente Conan a quattro zampe, che ha dato risultati, permettono di garantire un servizio che mira sempre all'eccellenza. Grazie e sottinteso porti un saluto all'ex collega stimatissimo dirigente regionale Paolo De Gavardo e buon lavoro. Grazie per la sua chiamata che ci permette proprio di approfondire intanto uno dei temi, forse quello più critico, ovvero il fatto che anche nella recente conferenza stampa di bilancio annuale della Polizia Locale di Trieste lo stesso comandante Milocchi ha detto gli incidenti mortali sono troppi per un territorio come Trieste, proprio a livello numerico, bisogna invertire assolutamente la tendenza. Sì, sono stati, come giustamente ricordava il signor Claudio, 11 nell'ultimo anno solare, ma ben 4 dall'inizio dell'anno 2025, un numero evidentemente molto alto che ci deve far riflettere su cosa possiamo ancora mettere in campo per arginare questa tragedia. La Polizia Locale già da 20 anni si occupa di incontrare i giovani, i ragazzi in tutte le scuole della città, partendo dalla scuola dell'infanzia. Noi abbiamo la fortuna di avere un campo scuola all'interno della caserma, con gli automobilini elettrici, con i semafori, dove i bambini più piccoli imparano le prime regole di viabilità, diciamo così, rispetto dei semafori, rispetto delle strisce pedonali, rispetto degli altri occupanti della carreggiata. Però questo lavoro va fatto poi anche durante tutto il corso della vita dei nostri ragazzi. L'anno scorso l'abbiamo fatto anche con una lezione all'interno dell'università, però non bisogna perdere occasione per parlare di quanto sia importante la prevenzione, di quanto sia importante la sicurezza stradale. Noi ogni anno lo facciamo ad esempio in Barcolana e spero di avere l'opportunità di farlo nuovamente anche quest'anno. Bisogna intercettare più persone possibili, bisogna rinfrescare un po' la memoria su quelle che sono le regole della strada. Ci stiamo rendendo conto che l'utilizzo del cellulare alla guida comincia a essere davvero un problema importante. Anche il numero delle sanzioni rilevate nello scorso anno per questa fattispecie erano elevatissime. La distrazione, al di là poi della pericolosità legata all'uso e l'abuso di alcol, di sostanze stupefacenti, anche la distrazione stessa che purtroppo noi tutti tendiamo ad avere nella nostra vita quotidiana alla guida può essere veramente creare dei disastri, delle tragedie che non dobbiamo più permettere che avvengano.
Bene, allora c'è ancora un telespettatore, lo sentiamo, pronto? Buongiorno Marco e buongiorno al suo ospite, sono Oscar. Sto leggendo sotto, cioè ho questo momento in visuale, il report che riporta Trieste prima, delle violazioni penso dell'anno scorso, del 2024. Volevo chiedere all'assessore, sto leggendo appunto 368 persone praticamente sono scappate, cioè fuga dall'incidente. Allora, quando uno scappa dall'incidente, a parte che può essere, diciamo così, in piccola parte che uno prende paura, l'ansia e possa scappare, ma c'è un motivo, avete riscontrato in queste persone che non hanno, che sono scappati dal luogo dell'incidente, se c'è un motivo particolare, tipo, non so, senza assicurazione, mancata revisione, patente scaduta, c'è un qualcosa di valido, oppure sono scappati perché ritenevano di farla franca? Ecco, la ringrazio per la risposta, le auguro buona giornata. Grazie telespettatore. È una domanda difficile, anche perché queste sono fughe dall'incidente anche da situazioni in cui ci sono stati anche solo danni a cose, per cui poi magari non è stato nemmeno rinvenuto poi chi ha causato questo incidente. Chi invece viene praticamente sempre rinvenuto è chi scappa e fa omissione di soccorso, perché in quei casi là la polizia locale si concentra notevolmente e quasi sempre nel 90% dei casi riesce a risalire anche a chi ha causato gli incidenti con feriti. Le motivazioni sono un po' bisognerebbe chiederle forse a qualcuno più esperto in psicologia di me, nel senso che vedo attorno a me comunque un certo disagio generalizzato, una mancanza di educazione civica, ma questo anche nelle piccole cose. Questo forse può essere anche una delle motivazioni che porta le persone a scappare, addirittura a omettere il soccorso a chi viene ferito. Allora, dovevamo vedere quello che è successo diciamo nella giornata di ieri con la rapina al centro commerciale Giulia e quelle che sono state diciamo le situazioni nuove, diciamo così, di segnalazioni su Piazza Perugino, così poi le commentiamo assieme all'assessore. Vediamo i due servizi in serie, ringrazio Alessandro Carelli dalla regia. Hanno agito in due, a volto coperto, vestiti di nero e con cappellini a visiera. Un colpo fulmineo in pieno giorno alla gioielleria Orofino al centro commerciale Il Giulia. Erano le 13:40 quando i due uomini sono entrati dal parcheggio e hanno lanciato un fumogeno rosso in un corridoio del centro, seminando il panico tra commesse e clienti. Quindi, a colpi di martello, hanno mandato in frantumi una delle vetrine principali della gioielleria che si trova al piano seminterrato. In pochi minuti hanno portato via gioielli, oro e diamanti e sono scappati lanciando un altro fumogeno e uscendo a piedi su via Giulia. Sul posto sono immediatamente intervenute le volanti della questura che hanno avviato le indagini. Dopo aver raccolto le prime testimonianze dei presenti e aver effettuato i rilievi, gli agenti si sono concentrati sull'acquisizione dei filmati delle telecamere di sorveglianza presenti sia nel negozio che nei corridoi del centro commerciale. È possibile che fuggendo i due rapinatori abbiano scoperto parzialmente il volto, risultando quindi riconoscibili grazie alle immagini. Secondo alcune testimonianze si tratterebbe di due uomini sudamericani, fra di loro avrebbero comunicato in spagnolo, ancora da quantificare l'entità del bottino. Dopo la maxi rissa dell'altra sera in via Locchi, l'attenzione si sposta nuovamente su Piazza Perugino, teatro nel tardo pomeriggio di ieri di disordini, schiamazzi e lancio di petardi da parte di un folto gruppo di ragazzini, secondo i testimoni almeno una ventina. L'episodio questa volta non è sfociato in rissa, ma ha esasperato a tal punto i residenti della zona da spingerli a chiamare le forze dell'ordine. I carabinieri sono intervenuti intorno alle 18:30, in supporto sono arrivati anche gli agenti della questura e della polizia locale. I militari dell'Arma hanno avviato subito gli accertamenti del caso e hanno identificato alcuni ragazzi che però al loro arrivo hanno cessato la loro attività di disturbo. Pertanto non è stato adottato per ora alcun provvedimento, ma le indagini proseguono anche sulla base del video che gli stessi protagonisti hanno girato col telefonino e diffuso sui social. Il ripetersi di risse e disordini in varie parti della città pone all'orizzonte il ritorno di ordinanze anti-alcol e degrado da parte del comune,
comune, oltre alla possibile reintroduzione delle zone rosse che il sindaco ha già annunciato di voler richiedere al nuovo prefetto. Allora, Assessore, andiamo con ordine. Da una parte c'è una rapina, da quello che si è potuto capire, insomma, a opera di professionisti che insomma, in una tranquilla domenica sono riusciti a portare via un bottino importante, ma soprattutto hanno spaventato le commesse e chi era in quel momento al centro commerciale. Dall'altra parte invece un fenomeno che non è solo, diciamo così, di cronaca, di registrazione di fenomeni violenti, ma forse più sociale, legato anche alla condizione dei giovani. Sì, concordo su entrambe le analisi, anzi tra l'altro la mia totale solidarietà alle commesse del negozio, perché credo che insomma, vivere in prima persona un momento del genere non sia proprio un evento che si dimentica facilmente, e anche a tutti la proprietà del Giulia e a tutti i clienti che in quel momento stavano magari trascorrendo la domenica pomeriggio a prendere fresco dentro il Giulia. Quello evidentemente è una cosa su cui indagheranno le forze dell'ordine, programmata, e è molto chiaro questo, insomma, che tutto sia stato organizzato nel modo insomma, migliore dal loro punto di vista possibile, per cui mi auguro che si faccia velocemente luce. Altro discorso completamente diverso invece è quello del disagio giovanile che sta emergendo in modo molto forte in città, lo vediamo da tantissimi episodi che stanno accadendo. Io sono sempre più convinta che l'utilizzo purtroppo ormai infrenabile del cellulare da parte dei nostri figli abbia delle conseguenze negative da ogni punto di vista, e anche spinto probabilmente dall'epoca del Covid, in cui non si poteva fare a meno del cellulare o comunque dei sistemi elettronici per socializzare. Però oggi ci troviamo con dei ragazzi che fanno finta di far parte dei gruppi, ma in realtà sono molto soli, non hanno nessun altro modo per divertirsi se non facendo queste che definiamo stupidaggini, ma insomma sono molto di più, e hanno veramente difficoltà a allacciare sani rapporti umani anche tra di loro. Il problema è che quella zona, no, sono talmente abituati i residenti a fatti violenti che anche vedendo una situazione, diciamo, di scimmiotamento piuttosto che di come dire, esaspera gli animi, perché uno pensa subito al peggio. Ma certo, quella era stata una zona già molto attenzionata da noi, e come giustamente ricordava il servizio, il 1° agosto dello scorso anno abbiamo iniziato a controllarla in modo particolare con quelle ordinanze sindacali che obbligavano per un periodo limitato, in una zona limitata della città, la chiusura degli esercizi pubblici alle 24, un'ordinanza che aveva dato obiettivamente i suoi frutti e che giustamente, come ha ricordato il sindaco, valuteremo se ripristinare nel prossimo futuro su alcune limitate zone della nostra città, perché sicuramente l'alcol fa da spinta, da detonatore a tantissime situazioni di degrado. Ecco, da quello che ho capito, indipendentemente da quello che può fare specificatamente il Comune, il problema è che in questo momento deve arrivare il nuovo prefetto per, diciamo, avere un dialogo su questo fronte con lui. Il sindaco è tornato a parlare di zone rosse, verrà richiesto al prossimo incontro con il prefetto? Aspettiamo innanzitutto che venga designato il nuovo prefetto. Nel momento in cui ci sarà, chiaramente il sindaco avrà la possibilità di illustrare la situazione della città, e in seno al Comitato Ordine e Sicurezza sicuramente si prenderanno in considerazione tutti gli strumenti a disposizione. Quello della zona rossa è uno strumento che tra l'altro alcune città hanno ancora in piedi. Noi abbiamo concluso quell'esperimento il 31 marzo, però è uno strumento che potrebbe essere utilizzato, però ecco, è la ratio finale. Io direi che ci sono tanti passaggi intermedi, come ad esempio quello delle nostre ordinanze o anche tanti altri che potrebbero essere messi in campo. Penso ad esempio allo strumento che deve ancora passare al vaglio ovviamente della prefettura e anche del Consiglio Comunale, ma cui avevamo già ipotizzato qualche mese fa, che è quello del controllo di vicinato, che è uno strumento proposto da 2 consiglieri comunali di
circoscrizionali di Fratelli d'Italia, Foligno e Vania, che Fratelli d'Italia ha sostenuto e che potrebbe essere uno degli strumenti che l'amministrazione mette in campo per arginare anche questo tipo di fenomeni. Perché anche questo dovrebbe passare in Consiglio, però. Deve passare in Consiglio e anche deve passare ovviamente al vaglio della Prefettura, perché è uno strumento chiaramente di cui devono essere chiaramente a conoscenza e condiviso da Questura, Prefettura, oltre che da Consiglio Comunale. Ecco, le leggo anche questa mail perché riguarda proprio la situazione. Pierpaolo, circa le continue violenze e molte rapine compiute a Trieste, sorgono alcune domande spontanee. Perché questi ultimi non vengono arrestati e rinchiusi nei carceri minorili se sono minorenni? Perché non vengono immediatamente avviate le pratiche di espulsione degli stranieri al raggiungimento dell'età di 18 anni? Perché restano impuniti i responsabili dei centri d'accoglienza e i giudici che offrono l'immunità a detti delinquenti di importazione? Allora, le domande sono complesse e le risposte sono complesse. Cercherò di rispondere in modo abbastanza sintetico. La legge italiana tutela al massimo i minori, è una legge chiaramente che è stata fatta nel dopoguerra e che viveva in un'Italia che viveva situazioni completamente diverse da questo. Ci sono però sono stati fatti dei passi avanti notevoli, penso al decreto Caivano che comincia a responsabilizzare anche i minori di fronte a dei fatti o comunque delle situazioni di cui loro possono essere colpevoli. Penso ad esempio all'utilizzo dell'avviso orale che si può dare ai ragazzi anche sotto i 18 anni e che viene dato dal questore e che pregiudica sicuramente poi il loro inserimento all'interno del tessuto in Italia. Ma penso anche al DASPO. Il DASPO era uno strumento che si poteva dare soltanto ai maggiorenni, con il decreto Caivano è uno strumento che può essere dato anche ai minori. Sicuramente qualche cambiamento in questo senso ancora più forte va assolutamente fatto, perché chi commette fatti delittuosi non viene rispedito a casa, perché tanti paesi creano dei problemi al rimpatrio dei loro connazionali che si macchiano di fatti delittuosi in altre nazioni. Non con tutti i paesi l'Italia ha degli accordi, quindi non in tutti i casi purtroppo è possibile procedere all'espulsione e alla riconsegna della persona al proprio paese d'origine. Questo è un problema e sappiamo benissimo, ormai è un fatto noto, anche a Trieste la maggior parte dei detenuti non sono italiani. Certo, poi leggeremo anche una mail importante di una persona disabile che segnala dei problemi, tra un attimo la leggiamo. Pronto, buongiorno? Sì, pronto, buongiorno dottor Stabile. Mi scusi. A lei e alla sua ospite sono Fulvia. Guardi, le criticità a Trieste purtroppo per l'incapacità di tutte le amministrazioni che si sono susseguite, un po' alla volta c'è stato veramente un declino inarrestabile. Siamo arrivati a questo punto. Io ho 81 anni, conosco la Trieste di una volta, ero ragazzo nel dopoguerra perché sono nato durante la guerra. Negli anni 50 giocavamo per strada, quando un adulto ci gridava, insomma se ci sono le leggi, il legislatore non ha intenzione a cambiare niente, perché vuol dire che gli va bene così. Ogni cosa che è complessa, ogni cosa è complessa. Allora però perlomeno qua nel territorio libero, almeno il fattore economico, c'è solamente da dire la verità. Uno non deve dire la propria opinione, non deve esporsi, deve solamente leggere per favore gli allegati del trattato di pace e dire: cari concittadini, guardate, ho guardato il trattato di pace e mi sono letto gli allegati. Avete questi diritti. Io non so cosa posso fare e cosa non posso fare, però avete questi diritti. E vediamo cosa decidono i triestini. Vediamo cosa decidono. Dobbiamo avere un bilancio separato, non dobbiamo pagare il debito italiano,
Non dobbiamo pagare tutte le accise, tutti quei balzelli maggiorati. Certo che nel territorio libero si pagheranno anche delle tasse, ma le giuste tasse, le tasse sono un corrispettivo per quanto si riceve. È come quando si va al ristorante e si paga per quanto si riceve, ma io non posso pagare una pasta asciutta al ragù come che fosse tagliatelle con le astice. E non dobbiamo pagare l'IVA, perché i confini della Repubblica Italiana sono stati determinati con il Trattato di pace. E se volete, come tante volte ho detto, tiriamo fuori anche il Trattato di Osimo, era un trattato bilaterale e non andava a cambiare. Difatti anche lo dice il Trattato di Osimo che non va a cambiare quanto già stabilito nel Trattato di pace. Tirate fuori per favore gli allegati, cara assessora. Tirate fuori gli allegati, informate la cittadinanza dei loro diritti, è una legge della Repubblica Italiana. Vi ringrazio, spero di una risposta. Grazie. La risposta se vuoi rispondere. Sì, sicuramente c'è, perché definire Trieste in un declino inarrestabile direi che non è la definizione giusta che io darei in questo momento alla città, e lo si vede anche dalle tantissime attività che la polizia locale deve seguire, perché la polizia locale va al pari passo della città. Una città come la nostra che è veramente in questo momento sotto i riflettori per una vocazione nuova, riscoperta di una vocazione turistica incredibile, perché ci sono un numero incredibile di eventi nella nostra città. Non capita a tutte le città d'Italia di avere nello stesso anno la visita del Papa, 2 volte il Presidente della Repubblica, una volta il Presidente del Consiglio e tantissime delegazioni estere. Io direi che questo è un momento molto favorevole per la nostra città. Il tema del degrado, di cui abbiamo parlato anche prima, è un tema che purtroppo non riguarda solo la nostra città, è un tema sociale che riguarda tutta Italia, anzi mi spingerei a dire che è un tema che riguarda tutta Europa. Va bene, allora c'è questa mail di Stefano che dice sono un disabile ipovedente, abito nel rione di Chiarbola, ho difficoltà di autonomia nel scendere dal marciapiede sinistro di via Baiamonti, causa parcheggi selvaggi di auto e motorini e causa le fronde degli alberi all'altezza occhi e dei rovi che invadono il marciapiede a livello della casa che anni fa è esplosa. C'è la possibilità di fare qualcosa? Ho molta difficoltà a schivare tutti questi ostacoli e le auto che si posteggiano hanno creato delle buche pericolose per l'inciampo. Ringrazia poi dell'attenzione, casomai le posso anche girare la mail. Ma quello che posso fare io è chiedere ancora più attenzione su via Baiamonti da parte del distretto di Via Locchi. Via Baiamonti è una di quelle aree della città monitorata dal distretto di polizia locale di Via Locchi. So che la polizia locale fa molta presenza in Via Locchi, in via Baiamonti, rimangono però purtroppo tantissime, per esempio le soste sulla fermata degli autobus. Questo è un altro problema che a Trieste abbiamo, in via Baiamonti, ma non solo, a San Giacomo penso, e io ero stata contattata anche da alcune persone disabili che avevano difficoltà a prendere l'autobus, perché se le macchine sono parcheggiate sulla fermata dell'autobus, l'autobus non può accostare, quindi non può essere fatta scendere la pedana, e quindi le persone disabili in carrozzina ad esempio non possono né salire né scendere. E sicuramente chiederò maggiore attenzione per quanto la polizia locale può fare, e segnalerò il tema delle fronde all'assessore competente. Bene, sentiamo la prossima telefonata, pronto? Buongiorno, sono Sergio. Prego. Allora, la mia domanda è molto più terra a terra, diciamo, no? Si discute tantissimo del problema dell'entrata nord di Trieste, no? Sì. E che non si trova parcheggi. Naturalmente in città è difficile cercare un parcheggio perché si intasa praticamente tutte le poche strade che abbiamo. La mia idea era questa. Se poi venire per la superstrada facendo la galleria nuova di Capinara, venendo per la vecchia camionale, arrivare all'ippodromo, no? Salire per via Cumano, e quando si arriva alla fine di via Cumano, no? Si arriva sul piazzale Moissi, no? E la 18
fa praticamente capolinea in questo piazzale Moissi e ritorna in Drio per via Tomins, dove che tra la via Tomins e la via Cumano c'è il museo ed Enriquez ed è il museo di storia naturale. Quella zona è anche abbastanza piena di caserme. Allora, se una persona arriva in quel piazzale là, un momentino modificato, allargato e fatto un bel parcheggio in quella zona, abbiamo la linea 18 che arriva direttamente in Piazza della Borsa. I turisti che arrivano, che anche si fa 10 km in più facendo tutto il giro in discesa, non credo che i gabi dei problemi perché ti perdi 10 minuti solamente. Io avessi un autobus bellissimo, che avevamo un servizio favoloso a Trieste di autobus, no? E io arrivo in Piazza della Borsa e noi abbiamo problemi del parcheggio. Questo è tra la via Cumano e la via Tomins, che le è svode, che le è assolutamente libere da ogni traffico, perché è praticamente la fine della valle del Rossoi, no? Un altro posto dove si può parcheggiare lato sud, diciamo, senza pensare al lato nord, è il parcheggio del Ferdinandeo, che è quasi sempre svuoto. Quindi là arriva le macchine, e questo le ho sperimentate con amici che viene dal Friuli. Chi si trova con la 11 e con la 25 capolinea, sempre a Mi perdoni, però il parcheggio del Ferdinandeo sono 30 parcheggi, insomma, abito in zona. Mi perdoni, vado lì ogni giorno, dai, cioè, di cosa stiamo Ma anche mi abito qua, quindi so. Va bene. No, dico che anche il lato sud può avere dei parcheggi e dei turisti che arrivano, e quindi abbiamo la 11, la 25 e la 18 che puoi portarli direttamente in piazza della Borsa. Quindi un pensierino non sarebbe mai farlo. Certo, grazie. Beh, del resto il tema del parcheggio, diciamo, di scambio, zona ippodromo, il parcheggio ipotizzato in via Carducci, che non so perché poi sia stato accantonato, a noi piaceva molto, vabbè, è una delle altre idee. Mi ricordo che questa persona aveva già chiamato proponendo queste due idee in una trasmissione, non credo in cui c'ero io, e avevo sentito questi due suggerimenti e mi sembravano due buone idee. L'idea di lasciare la macchina fuori dalla città per poi prendere i mezzi pubblici per raggiungere il centro è sicuramente l'idea che adesso va cavalcata. Su via Tomins forse è più facile, bisogna però fare chiaramente degli investimenti a livello di infrastrutture, perché non bastano piazzali. Mi auguro che adesso, a proposito di posti macchina, riusciremo a concretizzare l'idea del sindaco, cioè quella di poter utilizzare quello spiazzo enorme che Cirque du Soleil ci lascerà in eredità una volta concluso il suo spettacolo, e quella potrebbe essere anche un'importante valvola di sfogo per chi vuole venire nella nostra città. Però concordo che a lunga visione sicuramente individuare delle strutture fuori dalla città dove lasciare la macchina penso sia anche molto più rilassante per un turista che viene a Trieste, piuttosto che fare la coda in via del Teatro Romano per mezz'ora aspettando che si liberi un posto in quel contenitore lì. Sì, poi c'è anche una questione di segnalare a chi arriva, no? E di indirizzare o addirittura deviare il traffico, nel senso che io quello che vedo è che evidentemente il turista ormai si muove con il navigatore, il navigatore gli dice che c'è un parcheggio a 50 metri da Piazza Unità, quindi il turista che non viene orientato preferisce restare in fila a mezz'ora aspettando che si liberi un posto, tra l'altro intralciando la viabilità in zona Teatro Romano, piuttosto che fermarsi al Silos, che come dice anche lo stesso sindaco, Silos intende il parcheggio attuale addirittura, che molto spesso magari ha spazio, no? Quindi è anche una questione di indirizzarli. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo, tante telefonate e tante mail.
Bentrovati ancora in diretta a Sveglia Trieste, con noi l'assessore comunale della sicurezza De Gavardo, che mi parlava di una situazione come dire, da attenzionare già a Barcola, con dei controlli mirati sulla riviera. A parte l'estate partono chiaramente anche una serie di situazioni da tenere sotto controllo. Ci racconta? Sì, il consigliere Tremul mi ha riferito qualche giorno fa di bagnanti che lamentavano la presenza anche notturna di qualche bivacco in zona Topolini. Per questo, ma comunque in generale per monitorare meglio la riviera barcolana, per il terzo anno consecutivo partono oggi quei controlli speciali su Barcola. Questi controlli, come dicevo, sono iniziati così in modo mirato su questo rione, sono iniziati tre stati fa. Prima veniva fatto un controllo simile a quello degli altri rioni, ma 3 stati fa, proprio su segnalazioni dei cittadini, ci siamo resi conto che la riviera barcolana aveva bisogno di un presidio particolare, e quindi a partire proprio da oggi ci saranno fisse 2 pattuglie dalle 8 di mattina alle 19 di sera, una del reparto motorizzato per eventuali problematiche riguardanti la viabilità, che purtroppo in quella zona sono costanti, e anche il numero degli incidenti. Ricordo che via dei Miramare è forse la strada della città dove avvengono il numero maggiore di incidenti, e poi una pattuglia del nucleo interventi speciali che passeggerà a piedi sulla riviera, che è a disposizione della cittadinanza, proprio per evitare che si focalizzino in quelle aree delle situazioni di degrado. E poi, così, random, faremo anche qualche passaggio con la nostra unità cinofila. Ok. Telefonata, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Sono Nadia Bellina. Prego. Buongiorno a tutti quanti. Volevo chiedere alla dottoressa. Dottoressa, io le ho mandato una mail a lei e anche a tutti gli altri, al Walter Milocchi, Sgambati, tutti quanti. L'ho vista signora Nadia, per delle problematiche legate a delle strade, giusto? Sì, allora c'è sempre quel pericoloso buco che è piccolo ma è molto fondo, ed essendo piccolo è ancora più pericoloso perché non si vede. Però credo di averle risposto, o comunque le rispondevo oggi. No, purtroppo non mi ha risposto nessuno, per questo le chiedo. Però la mail l'ho ricevuta venerdì, se non sbaglio, o giovedì, e comunque queste tematiche riguardanti la manutenzione delle strade sono tematiche che afferiscono all'assessore all'urbanistica, per cui sicuramente appena vedrò l'assessore competente glielo riferirò. Però è meglio se chiaramente indirizza anche a lui queste tematiche. Se invece ci sono... Esatto. Se invece ci sono... ho già mandato anche al dottor Babuder. Allora adesso faremo magari il punto quando ci vediamo in tarda mattinata e glielo ricorderò. Ecco, mi raccomando il buco, perché se un motorino va dentro, cade e insomma può anche... Certo. Ne abbiamo avute già tante di disgrazie, cerchiamo di evitare altre. Chiaro, va bene. Grazie tante per le grazie, auguro una buona giornata a tutti, buona giornata anche ai telespettatori. Grazie per la chiamata. Sandro mi scrive: sentire parlare ancora di zone rosse fa ridere. Ricordo qualche mese fa, quando sono rientrato a Trieste dopo 4 mesi, mi sono trovato a Piazza Garibaldi piena di poliziotti e carabinieri, un numero notevole di forze dell'ordine. E per cosa? Infatti ho poi saputo che i soliti delinquenti si stavano affrontando in un altro rione. Insomma, dice: bisogna installare delle telecamere intelligenti collegate alla polizia, basterebbe poi costruire dei piccoli uffici di polizia in giro per la città, dove stazionino dei poliziotti che siano già pronti sul territorio. Le zone rosse davano la possibilità proprio di avere delle risorse umane pronte sul territorio, erano degli uffici mobili, diciamo così, insomma non è che avevano esattamente questa funzione qua. Sulla videosorveglianza invece sono pienamente d'accordo. Tra l'altro ci sono tantissimi progetti in piedi per implementare la videosorveglianza nella nostra città. Prima parlavamo per esempio di Piazza Perugino, anche quella piazza che attualmente insomma ha una videosorveglianza ma potrebbe essere migliorata, sarà oggetto di
interventi, e poi noi stiamo cercando di portare avanti, anzi abbiamo portato avanti con la polizia locale anche tutto il tema delle bodycam. Nello scorso anno, nel corso del 2024, la polizia locale ha fatto varie sperimentazioni con varie tipologie di bodycam. Ricordo che le bodycam sono degli strumenti di videosorveglianza che gli agenti indossano personalmente e sono degli strumenti in più che possono essere molto utili nelle situazioni critiche, se non altro perché prima di essere attivate l'agente, l'ufficiale o il sottufficiale deve avvisare la persona che ha di fronte che sta per attivare la videoregistrazione. Questo già nella maggior parte dei casi funge da deterrente e la situazione si placa. Abbiamo fatto alcune sperimentazioni nel corso del 2024 con 4 tipologie di bodycam diverse per capire anche che tipo di strumento poteva in qualche modo essere più utile alla nostra polizia locale. Abbiamo già i contributi a disposizione e il nostro obiettivo era appunto quello di concretizzare con una gara questo tipo di fornitura nel corso del 2025. E recentemente, un mese fa, è uscito un nuovo decreto sicurezza del governo, il quale sottolinea l'importanza e caldeggia l'utilizzo delle bodycam da parte delle forze dell'ordine. Nel decreto però non viene citata la polizia locale, per cui adesso stiamo facendo degli approfondimenti per capire come poter risolvere questo inghippo e dotare anche la nostra polizia locale di bodycam, che ribadisco anche per la sicurezza degli agenti potrebbe essere uno strumento molto molto importante. Tra l'altro, sempre per la sicurezza degli agenti, se posso, da quest'anno la polizia locale fa tantissima formazione, perché alla polizia locale viene chiesto anno dopo anno di essere sempre più professionale, sempre più addentro a tantissime materie, anche tecniche, e non a caso a partire dalla fine del 2024 abbiamo aderito anche a tantissimi corsi di guida sicura, per cui la polizia locale ha la possibilità di fare questi corsi di guida sicura che sono davvero molto apprezzati dal personale, e a partire dal 2025 abbiamo iniziato anche dei corsi di autodifesa che riguardano tutto il personale operativo della polizia locale, altrettanto apprezzati dagli operatori, che in qualche modo si sentono molto più sicuri nel saper come affrontare le eventuali situazioni difficili che possono incorrere ormai quotidianamente nel corso del loro lavoro. Certo. Telefonata, pronto? Poi Sergio qua, ecco, e io a lei avevo fatto una segnalazione l'ultima volta che è venuta a Sveglia Trieste per quanto riguarda gli altimetri. So che non è una questione di... Cosa sono gli altimetri? Il passaggio per i camion, giusto? In zona... Chiariamo, perché uno dice altimetri magari non capisce niente. San Marco, sì, adesso se mi lasciava dire finirò di specificare. In zona San Marco sono sempre inesistenti. Ma non solo in zona San Marco, anche in Viale Miramare e anche dell'ippodromo. Non sono attivi, sono tutti quanti avvolti per via della bora, non so, o per via di camion che stanno arrivando, e non sono... io anni fa avevo fatto delle segnalazioni in via Locchi, il vigile che mi ha risposto mi ha detto ma di là non passa mai nessuno. Dopo una settimana si è incastrato un camion. Ecco, è sovente che i camion si incastrino, specialmente in via San Marco. Ecco, un'altra cosa volevo dire che sarebbe è uno schifo, perché sono tutti quanti rotti, ma anche fatiscenti, anche per un decoro per la città, che uno passa, vede tutta questa porcheria in alto. E poi un'altra cosa, ma non si potrebbe, sarà una barzelletta, non so, sarà una battuta adesso, che mettere dei cartelli in Piazza Libertà e far finire questa gente che non che dormano, ma durante il giorno praticamente fanno picnic, sporcano, dormono là. No, ma dico, se io triestino mi metto lì a dormire, sono sicuro che mi becco una multa. Poi un cartello scritto sarà una stupidaggine quella che dico, dei cartelli scritti in arabo, indifferentemente, che non si possa stare sull'erba, e sarebbe decoroso anche per chi entra a Trieste che viene con il treno a vedere sto schifo di Piazza della Libertà. Grazie, buongiorno.
Buongiorno, bastassero i cartelli mi verrebbe da dire, tra l'altro era già stato fatto un esperimento del genere nella zona del Silos con cartelli in 4 lingue, ma onestamente purtroppo non credo che il tema sia quello dei cartelli. Prego, Assessore. Sì, concordo, il tema non è quello dei cartelli e poi tra l'altro il tema di ordine pubblico e immigrazione è un tema comunque presidiato dalla prefettura e dalla questura, per cui ogni tipo di attività in questo senso va fatta correlata con le altre istituzioni. Per quanto concerne invece il tema degli altimetri, spesso si trovano sotto passaggi ferroviari, quindi quel ponte per esempio in Viale Miramare in cui anche spesso si incastrano dei camion, lì va fatto un lavoro anche probabilmente con le ferrovie per evidenziare questa tematica sicuramente, però mi ricordo perfettamente della sua osservazione e l'avevo già riportata, però purtroppo non sempre i problemi possono essere risolti velocemente. Paolo scrive: va bene tutti i controlli a Barcola, ma in via Giulia, nel tratto Piazza Volontari Giuliani, Largo Giardino, ormai è normalità, parcheggi sui stalli, fermate del bus, seconda fila, parcheggi a centro strada fra un'isola pedonale e l'altra. I controlli, dice, sono inesistenti, vigili a piedi sconosciuti, quelli in auto passano e tirano dritto. Questo è relativo alla nuova, diciamo, rotonda che, insomma... Volontari Giuliani. In realtà la polizia locale, e lì in particolare le competenze sono quelli del distretto di Via Giulia, passa in Via Giulia in continuazione, anche perché Via Giulia purtroppo, oltre a Viale Miramare, è una delle strade più, tra virgolette, pericolose, dove ci sono il numero di incidenti maggiori della nostra città, per cui è ben frequentato dalla polizia locale. E per quanto riguarda la polizia locale a piedi, in Via Giulia non ci siamo ancora, diciamo così, posizionati, però da sabato abbiamo coinvolto nei nostri presidi rioni sicuri Piazzale Gioberti, che è un po' più a nord, per cui comunque siamo presenti nel rione di San Giovanni, e se approfitto per dirlo, qualche telespettatore vuole fare qualche segnalazione o fare qualche richiesta, può trovare la polizia locale in Piazzale Gioberti. E in particolare lo schema di organizzazione di rioni sicuri per questo mese prevede 2 presenze mattutine il sabato mattina e il mercoledì mattina. Il sabato mattina prima a San Giacomo dalle 9 alle 10:30 e poi tra via Di Vittorio e via Benussi, quindi sempre in zona sotto Poggi Paese e via Flavia, il sabato dopo San Giacomo, quindi dalle 11 alle 12:30. No, ho sbagliato gli orari. Allora, il sabato mattina prima a San Giacomo e invece poi il passaggio successivo, quindi dalle 11 alle 12:30 a Roiano, mentre il mercoledì saremo presenti prima in Piazzale Gioberti dalle 9 alle 10:30, quindi a San Giovanni, e successivamente la polizia locale in questa nuova organizzazione dei presidi cittadini sarà presente tra via Di Vittorio e via Benussi. Allora, abbiamo ancora una telefonata, la sentiamo, buongiorno. Sì, buongiorno, mi chiamo Angela. Ho sentito un telespettatore che segnalava quel parcheggio della capolinea della 18 per i turisti che vengono dall'altipiano. La mia richiesta è questa: essendo che la discesa verso Montebello c'è all'altezza, prima della discesa, un grande display tutto buio, una volta era acceso. Sarebbe bene ripristinare questo display, e anche per la segnalazione di questa discesa che va verso l'ippodromo e anche in centro. E per chi non conosce Trieste, e anche noi di Trieste qualche volta i rami con tutte le foglie oscurano un po' anche la segnalazione piccola segnalazione della discesa, sarebbe bene ripristinare questo display in alto, un rettangolo molto importante, che segnali anche la discesa di questo, una piccola discesa però importante, perché porta proprio in centro. Qualche volta, una unica volta, noi siamo di Trieste, io e mio marito, non ci siamo accorti di sera e siamo andati dritti perché è poco segnalato, è poco
poco luminoso, eccolo, e di sera ancora peggio. Sarebbe Certo. bene per questi turisti, che noi non siamo turisti, che non prendano la strada sbagliata e poi porta in centro e anche in via Cumano, come segnalava giustamente quel telespettatore, per eventualmente prendere una 18 per venire in centro e posteggiare la macchina lì in quel piazzale. Però bisogna anche pensare a chi viene da fuori, segnalare con più chiarezza, che sia illuminato, che siano delle segnalazioni più importanti, perché la discesa è proprio poco vista, eccolo. Certo. Sarebbe bene anche fare questo. Grazie alla signora che giustamente segnala la presenza di un sistema che insomma potrebbe funzionare. Dopodiché bisogna anche dire una cosa, no? Se agli stessi triestini è difficile far cambiare abitudini, pur avendo tutti gli interessi a avere una città vivibile, per cambiare il ragionamento a un turista che magari la prima volta che viene a Trieste, bisogna creare delle situazioni obbligatorie, perché altrimenti, lo ripeto, uno continua a provare a carcheggiarsi in centro, anche perché, come segnalava anche una nostra telespettatrice, giustamente, c'è da dire che poi tutti i bed and breakfast, le case vacanza, gli alberghi, sono tutti in centro. Quindi, Certo. come dire, uno poi con le valigie deve arrivarci. Leggo una mail di una signora Rossana che dice: io sono un'esproprianda di Strada del Friuli che ha partecipato come pubblico ad alcuni consigli comunali la scorsa settimana. Sono rimasta veramente offesa dal modo in cui la maggioranza si è comportata di fronte all'esposizione delle opposizioni alla variante. Sono state analizzate opposizioni di persone che lamentavano la perdita di valore delle proprie abitazioni, di rumore, svalutazione della zona, non solo da un punto di vista economico, ma anche di quello di qualità della vita. Ma, dice la signora, la maggioranza non ascoltava, giocava con il cellulare, mangiava dolcetti, si avvicinavano minacciose all'opposizione, ma soprattutto quello che mi ha fatto più male è che ridevano, dice la signora Rossana, letta la mail, così poi insomma diamo ovviamente spazio a tutti, se vuoi chiamarci signora. Siamo qua, segnala insomma quello che la signora ha visto negli streaming, posto che le sedute sono fiume, quindi si inizia la mattina e si finisce la sera. Allora, un sacco di segnalazioni sempre relative a parcheggi. Comando di polizia comunale al corrente che ogni settimana un tir diretto allo scalo Legnami si incastra sul ponte ferroviario, è il caso di eseguire un controllo sulla statica del ponte. Inoltre i tir in uscita si incastrano con quelli in entrata con danni conseguenti, è il caso di controllare i divieti di sosta in prossimità. Anche questa, visto che parlavamo di altimetri, un tema che oggi, devo dire, apprendo oggi di altimetri. Ma la polizia locale ha un nucleo che si chiama Nucleo Falso Documentale e Autotrasporto, che è proprio dedicato solamente al controllo di questi mezzi pesanti, e i controlli sono complicatissimi, tra l'altro, che riguardano tantissimi aspetti, riguardano sicuramente le strade che questi mezzi possono o non possono percorrere, ma riguardano per esempio anche l'alternanza veglia-sonno che gli autisti dovrebbero mantenere in modo costante. Riguardano anche tutta la documentazione che questi camion ha e purtroppo spesso emergono anche alcuni documenti falsificati, come anche è stato riportato nel nostro report di polizia locale. Si tratta di un nucleo veramente molto specializzato che pochissime polizie locali in Italia hanno e che è stato costituito lo scorso anno proprio perché il traffico legato all'autotrasporto e quindi al trasporto pesante nella nostra città e comunque nei dintorni della nostra città comincia a essere molto rilevante. Chiaro. Ancora una telefonata, pronto? Oh, mi sente? Sì, prego. Ecco, buongiorno, sono Luigi. Volevo far presente una cosa. Io abito vicino a Piazza Poraggi, c'è una traversale di via D'Azeglio, diciamo, e da quando hanno aperto la galleria ci sono le corse come Le Mans. Quando scatta il verde, sia le macchine che le moto, specialmente anche le moto, andranno di 100 km all'ora, perché le dico, le so perché io conosco la zona. Ecco, dico questo, che prima o dopo succederà veramente un incidente, perché c'è subito dopo, dove ci sono le case degli Alper, c'è una zona pedonale e poi c'è ancora una zona pedonale, ma questi qua corrono come pazzi,
capisce? Cioè, io dico questo, non ho mai visto un vigile all'uscita della galleria di Piazza Foraggi. All'uscita della galleria. Ma verso via Salata? Verso via quella Salata? Quella nuova, no? Sì, ma verso via Salata. Fatta nuova. Quando scatta il verde è una roba incredibile. Ci sono delle moto che andranno a 100 passi all'ora e se uno passa per i pedonali, quelli li buttano sotto, prima o dopo lì ci scappa il moto. Io avevo parlato con un vigile urbano un giorno, tanti anni fa, ma lasciamo perdere, e avevo detto una cosa: siccome che qua è pericoloso, molto pericoloso, sarebbe fare in maniera di dissuadere queste persone che quando scatta il verde della galleria sono come pazzi. Allora sarebbe il caso di mettere dei dissuasori, ma non avvicini, a 50 metri, in maniera che questi sanno che ci sono dissuasori che non spaccano la macchina e soprattutto le moto non vanno a ammazzare qualcuno. Guardi, io dico questo, bisogna venire qua a guardare, vedere cosa succede su per via Versario quando scatta il verde. Ecco, questo qua voglio avvisare perché dopo, prima o dopo qui ci casca il morto e poi sa com'è. Io non sapevo, qua e quest'altro. Niente, questo volevo dirle. Grazie. Prego. In realtà io adesso ho capito che dall'altra parte, quindi verso Piazza Foraggi, cioè la galleria di Piazza Foraggi verso Piazza Foraggi, io avevo ricevuto delle segnalazioni analoghe per la galleria di Piazza Foraggi verso via Salata, dove anche lì la velocità, che poi via Salata incrocia via Baiamonti e continua con via del Ronchetto, se non sbaglio, e anche lì la velocità in uscita dalla galleria, mi era stato evidenziato, era eccessiva, e faremo sicuramente dei controlli sui dissuasori a terra. Anche lì è un tema che non riguarda tanto il Dipartimento di Polizia Locale quanto il Dipartimento di Urbanistica, che fa questo tipo di scelte come posizionamento delle rotonde, piuttosto che dei semafori, piuttosto che dei dissuasori a terra. Grazie all'assessore De Gavardo per essere stata con noi. Grazie a voi. Ci rivediamo tra poco sempre qui a Sveglia Trieste con il prossimo ospite. Bentrovati in diretta, ci ha raggiunto in studio Sergio Persoglia del Partito Democratico, che fa parte anche dei membri del comitato scientifico del comitato Novo Via, che si batte contro il progetto dell'impianto a Fune. Allora, abbiamo vissuto giornate abbastanza forti e effervescenti in Consiglio Comunale e si rischia peraltro di andare avanti. Si parla per settimane, ma al ritmo che abbiamo visto in Consiglio Comunale addirittura per mesi. Per fare un po' il riepilogo della situazione, per poi parlare col dottor Persoglia, andiamo a vedere le due posizioni, quella di centrodestra che ha fatto appello al centrosinistra per una velocizzazione dei tempi, quella del centrosinistra con Russo e la terza che hanno posizioni differenti sulla possibilità, di apertura di dialogo, su una velocizzazione dell'iter. Sentiamo. No sulla palestra, no sul Portovivo, no sulla cabinovia, no sulla scuola. Allora io penso che questo modo di far consiglio, di far politica, non penso che sia più tollerabile. No, non si può stare 4 giorni per fare 2 osservazioni, non si può stare, no? Oggi 2 osservazioni abbiamo fatto finora, no? Quindi capisco tutto, però questo è davvero vergognoso, soprattutto per la città. Stiamo, come è stato detto, mantenendo qui dei dipendenti comunali, ma anche abbiamo delle altre delibere importanti che dovremo affrontare. Questo stiamo bloccando i lavori di tutto il Consiglio Comunale. Perché di fronte a noi abbiamo anche altre scadenze, come è stato già detto dai miei colleghi capogruppo, con cui stiamo condividendo questa esperienza, che per l'amor di Dio non ci spaventa, non è questo il tema, ma abbiamo l'obbligo di dire alle persone che di fronte a noi ci sono invece scadenze importanti che ricadono poi sulla vita dei cittadini. Le voci dei capogruppo di maggioranza in Consiglio Comunale sono chiare. Il Comune di Trieste rischia lo stallo a causa del dibattito in aula sulla variante per il progetto della cabinovia Mare Carso. Un'analisi politica che rischia di durare settimane, se non addirittura mesi al ritmo attuale, considerando che si sono affrontate appena 2 osservazioni nei primi 4 giorni di Consiglio sulle 3.000 arrivate a Palazzo Cheba da parte dei cittadini, con una ripetitività di argomenti
altrimenti palese per chi segue gli streaming in diretta del dibattito. Intanto, importanti provvedimenti come la variazione di bilancio, la cosiddetta manovra estiva, rischiano di rimanere al palo. All'interno del documento c'è anche l'iter per la nuova piscina terapeutica. Abbiamo approvato le votazioni perché è il diritto di una maggioranza a portare al voto un provvedimento, poi il voto potrà essere favorevole o contrario, ma nessuno ha il diritto di bloccare una città intera. Io vi do solo un dato: una versione di bilancio da 36 milioni di euro che serve alla città e che è ferma per la minoranza del non sepolto. Dunque, che fare? L'input arriva dal consigliere comunale Lorenzo Giorgi di Forza Italia, che ricorda quando il sindaco di centrosinistra Roberto Cosolini mandò in approvazione il bilancio comunale in pieno autunno, dopo essere stato messo a dura prova dal patto di stabilità, e l'opposizione di centrodestra trovò una quadra per non pregiudicarne l'approvazione presentando un unico emendamento. Ne abbiamo presentato uno perché la necessità era approvare quel bilancio nonostante fosse in ritardo di 10 mesi, perché la città aveva necessità di lavorare. Questo è il concetto di fare opposizione contesta. Un emendamento. Questo è il modo di lavorare. La palla ora passa al centro-sinistra per capire se una quadra sulle tempistiche è possibile oppure no. C'è margine per un accordo, diciamo, per velocizzare questo iter che sembra infinito e rischia di stallare anche altri provvedimenti, come per esempio la manovra di bilancio? Questa mattina ho proposto al sindaco di bloccare questo stallo in cui si è infilato il centrodestra, aprendo un tavolo in cui finalmente parliamo del merito, in cui anche la maggioranza ci spieghi perché è così convinta dell'Eurovia. Il 73% dei cittadini dice di no, abbiamo spiegato che nella città del Labora non si può fare un'Eurovia che tra l'altro non ha neanche tutte le risorse necessarie. Aspettiamo noi una risposta e la disponibilità finalmente a sedersi a un tavolo e discuterne insieme. Ma la maggioranza sta facendo tutto da sola, sta portando avanti un'opera impattante, inutile e insostenibile contro il volere della maggioranza delle Triestine e dei Triestini. C'è solo un'unica via d'uscita da questa situazione, che è quella di ritirare la variante, perlomeno di sospendere la discussione in attesa dei ricorsi del TAR di metà luglio. Su questo sinceramente non c'è grande margine, anche perché ricordo già adesso i tempi di discussione sono stati dimezzati rispetto a quelli previsti dal regolamento del Consiglio Comunale, per cui noi continueremo a portare avanti in Consiglio le tante ragioni di contrarietà all'opera. Stiamo intervenendo nel merito di ogni singola opposizione che, ricordiamo, interviene laddove il Comune vorrebbe espropriare o asservire dei terreni privati per realizzare un'opera inutile, impattante e insostenibile. Queste le differenti posizioni. Sentiamo ora Sergio Persoglia del PD, che appunto fa parte anche del comitato tecnico scientifico del comitato Nuovia. Grazie. No, ho seguito con molta attenzione gli interventi, sia i primi che i secondi, e direi che non ho notato nessuna differenza di posizione, nel senso che tra la terza e Russo. Russo ha detto che si siede su un tavolo di confronto, la terza no. No, questa non è la è differenza. Russo ha detto che ha fatto la proposta dicendo che la maggioranza deve spiegare perché vuole andare avanti con quest'opera, e in realtà corrisponde esattamente all'atteggiamento, dal mio punto di vista anche di La Terza, il quale dice: andiamo avanti con i lavori del Consiglio. Perché? Perché in realtà, in base al regolamento e in base a quella che è la normale prassi, è stato stabilito in Consiglio Comunale qual è il modo di procedere. Lo leggo un attimo perché è abbastanza interessante. Si dice che occorrerà analizzare 37 opposizioni e relative controriduzioni ed eventuali emendamenti che saranno discusse e trattate singolarmente. Si tratta di opposizioni presentate dalle persone che hanno titolo in quanto direttamente danneggiate, cioè in qualche maniera le persone che hanno delle case lungo il tracciato della Gabinovia e che quindi temono di avere delle espropriazioni. Oltre a queste 37 opposizioni che è stato deciso di discutere e trattare singolarmente, ed è quello che sta avvenendo in questi giorni, ci sono altre 3.099 osservazioni che sono state dal Comune suddivise in 33 gruppi omogenei per aree tematiche e che verranno discusse e votate in blocchi di 250. Oltre a questo ci sono altre 126 controriduzioni che riguardano specificatamente non l'opera, cioè la variante, ma gli espropri, e queste sono state divise in 77 controriduzioni dei proprietari che vanno discusse e votate singolarmente.
oltre a 49 controriduzioni di non proprietari che verranno discussi in blocco. Quindi il fatto che si debba in qualche maniera considerare le 37 opposizioni per quanto riguarda la variante al piano regolatore del porto e per quanto riguarda le 77 controriduzioni sulla parte relativa agli espropri, è stato stabilito dal Comune, cioè dal Consiglio Comunale, che queste vanno discusse e votate singolarmente. Quindi diciamo, questa credo sia la posizione la terza, se ho ben capito, cioè si dice si va avanti come è stato stabilito di fare. Russo dice viceversa. In realtà si può in qualche maniera, non dico soprassedere, ma modificare un attimo questo criterio se una volta tanto i consiglieri di maggioranza che vengono interrogati su quelle che sono le controriduzioni dei proprietari, cioè delle persone aventi diritto, spiegano perché i diavolo vogliono fare quest'opera. Perché il vero problema, secondo me, di tutta questa vicenda che ha finito per intricarsi maledettamente, è che in realtà nessuno ha spiegato a cosa serve quest'opera, no? E in realtà le osservazioni fatte prima dal Comitato Nuovo Via, che l'ha sempre fatto in maniera molto, molto trasparente, e che sono state riprese poi nelle preoccupazioni espresse, diciamo, dai proprietari, partivano da una serie di elementi che erano essenzialmente legati all'analisi dei documenti presentati dal Comune e in qualche maniera poi avvallati a livello regionale dai proponenti dell'opera, in cui sono state riconosciute tutta una serie di difetti, non solo procedurali, ma essenzialmente contraddizioni inerenti a quelli che erano i documenti presentati, dai quali non si riesce a capire a chi serve, chi vuole quest'opera. Non per niente, giorni fa c'è stato un articolo sul Piccolo, credo, presentato da Rossi, il quale ha detto, beh, ma l'opera non è un'opera di mobilità sostenibile. Infatti poi se vuole lo sentiamo, Rossi. Sentiamo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego. Marco, mi cambio discorso. Volevo sapere perché noi gari confermate SER alla Triestina e gari rinunciato lui o che gadai ben servito? La proposta economica diciamo che è stata irricevibile, potrei risponderle così, visto che insomma se ha seguito i nostri servizi era evidente che avevamo una fonte importante. La proposta è stata irricevibile non solo e non tanto per il mister ma per i suoi collaboratori, perché lei ben capirà che se una persona che prende lo stipendio di un... Se lei immagina quello che può prendere un collaboratore, cioè la paga di un normale lavoratore, 20, 22 fino a 30.000 euro, e uno gliela dimezza, bisogna anche pagare l'affitto a Trieste, oltre a fare il preparatore atletico, eccetera, eccetera. E quindi diciamo che le proposte a Tesser non è chiaro se siano state solo orientate da un punto di vista del budget presente, oppure orientate a prendere poi un'altra strada. Io gliela dico così, a buon intenditor, poche parole, diciamo così. È ovvio che il budget è ridotto, su questo è evidente. Ma comunque anche un altro allenatore avrà gli stessi problemi. Dipende da chi prendono, no? Si può prendere anche un allenatore di altro livello, insomma, no? Va bene, grazie, mi scusi perché sennò sulla Triestina non credo di poter far rispondere per ovvi motivi l'ospite, non so se vuole, ma insomma non credo. Allora, siccome qualche istante fa ha citato l'assessore Rossi, sentiamo cosa dice l'assessore Rossi, interrogato proprio qui a Sveglia Trieste sulla cabinovia, e che dice quello che va fatto secondo lui. Abbiamo appena inserito tra l'altro il pezzo all'interno della scaletta di Sveglia Trieste, visto che l'ospite l'ha citato, sentiamolo. Cabinovia Rossi, quello subito dopo, Alessandro in regia, questo è l'estratto di Rin, quello subito dopo, eccolo qua, l'assessore della cultura Rossi. A Montegrisa 2 anni e mezzo fa ho detto, no? Poi c'era anche padre Luigi che tuttora è il rettore di Montegrisa, che era d'accordo, no? Si deve realizzare una vera e propria cittadella, una cittadella di accoglienza religiosa, perché è un tempio mariano, con un coso,
una cittadella in cui ci devono essere degli alberghi, accoglienza del pellegrino, dei ristoranti evidentemente adeguati, non da 100 euro a panino, va bene, e soprattutto c'è uno spazio per 2.000-2.500 posti in macchina. Realizzi una cittadella, un punto intermodale, raccogli ciclisti. A differenza di Campo Romano dove il posto non c'è. Il posto è limitato, non è inutile che lo facciamo, anche un cieco lo vede, no? Quindi cosa ho chiesto? Ho chiesto che si facesse uno studio di fattibilità. Perché cosa? Perché non si può tornare adesso indietro, ormai la cabinovia, la variante verrà approvata, la cabinovia verrà approvata, andrà avanti, va bene, se ci saranno i soldi, come io credo del Ministero, non più del PNRR, e alla fin fine arriva da Opicina. Da Opicina bisogna fare la tratta che arrivi a Montegrisa. Finalmente, 15 giorni fa, l'ingegnere Bernetti mi ha accontentato e ho sul mio tavolo lo studio di fattibilità per collegamento Opicina-Montegrisa, che è un tratto, tu dove sei adesso che arrivi dal lato destro, no? Andando verso Monfalcone, vai sul lato sinistro, fai 20 metri, attraversi la strada, lo si potrà attraversare con un tunnel, con un marciapiede indifferente, va bene? E da lì tiri dietro e arrivi a Opicina per il bosco. Non c'è una casa, non c'è da fare niente, se non arrivare. Allora, questo deve essere il destino finale della cabinovia. Se agganci la prima fase, che è quella di arrivare a Opicina, ma la seconda è quella di Montegrisa, allora risolvi il 90% dei problemi, perché il vero problema è che intercetta queste decine, centinaia e migliaia di turisti e di flussi, va bene, che da nord ad est navigano su e giù. Quindi io credo che alla fin fine bisogna dare completezza all'operazione di accoglienza e di flusso turistico e anche di quello che è il piano del trasporto locale attraverso che cosa? Una risposta che sia arriviamo pure ad Opicina, perché è un punto importante, andiamo a Montegrisa per accogliere e risolvere il problema della penetrazione a nord, facciamo dei parcheggi in Porto Vecchio, perché li faranno 2-3 migliaia di parcheggi, poi c'è il parcheggio anche dei silos, liberiamo finalmente le rive. Allora, questo dice l'assessore Rossi, che dice ha senso solo se poi arriva a Montegrisa. Sì. In realtà è abbastanza ridicola, no, la cosa. Spiego perché è ridicola. È ridicola perché il progetto della Gabinovia, che è stato inserito nel programma nazionale di resistenza e resilienza, è stato inserito in un asse per la mobilità di massa sostenibile, mobilità sostenibile di massa, che aveva come obiettivo quello di spostare il 10% del traffico cittadino da auto privata a mezzo pubblico, no? E naturalmente nel proporla sono stati fatti tutta una serie di calcoli, no? Ed è stata presentata, lo leggo perché voglio dire per non essere impreciso, è stata presentata come risoluzione definitiva e in chiave moderna all'annoso problema della penetrazione nord della città. C'è un bel articolo su Segnalazione di qualche giorno fa di una persona che dice ma dove sta il problema? Trieste non ha un vero problema di accesso a nord, no? Le macchine entrano a Trieste per una pluralità di vie. La cosa interessante però è che quando questa cosa è stata posta all'attenzione della Direzione Centrale Infrastruttura e Territorio del Friuli Venezia Giulia, no? Loro hanno ribadito che collocata nella corretta e più ampia dimensione il problema dell'accesso nord nella più ampia dimensione del problema dell'accesso nord alla città di Trieste, la Gabinovia non può evidentemente essere presentata come soluzione definitiva al problema dell'accesso a nord. E veniva aggiunto che in realtà tutti i calcoli erano stati fatti nell'ipotesi che lo sviluppo del Porto Vecchio potesse produrre 20.000 spostamenti al giorno e anche in questo caso la stessa direzione concludeva: da quanto riportato sembrerebbe che la realizzazione dell'impianto sia preventiva a sviluppi di funzioni successive del Porto Vecchio ancora non precisate, e poi concludeva dicendo questo, che la maggiore attrattività dell'impianto, soprattutto per quanto riguarda il parcheggio di interscambio a Bovedo, viene evidenziata nella tratta in pianura da Park Bovedo alla stazione centrale, con la possibilità di un aumento del traffico proprio sulla costiera, e comunque presentandosi come una soluzione che non contribuisce a un auspicabile contenimento proprio di quella via d'accesso. Quindi in realtà è molto interessante quello che ha detto Rossi,
Perché? Perché quando in tanti, no, e i tanti triestini si sono chiesti ma chi vuole, ma a cosa serve questa? Risalta fuori la vecchia idea del sindaco, un vecchio progetto che addirittura era nato prima, molto prima, cioè quella di collegare, diciamo, fare in maniera che i turisti possano salire sull'altopiano per andare a Montegrisa. Montegrisa parliamo della Napoleonica ovviamente, no? Non tutti hanno interesse religioso, è più una questione turistica della strada panoramica. Certo, non discuto, anch'io ci vado ogni tanto, no? Che poi ci vadano migliaia di persone al giorno, visto che poi per giustificare economicamente l'investimento si parla di 1400 persone all'ora per 9 ore al giorno e per 284 giorni, 3.600.000 passaggi di turisti che dovrebbero fare cosa? Visto che è saltato, no, il ragionamento che questo serva come mobilità sostenibile di massa, adesso si cerca di spostare su una finalità turistica. Ecco, la mia idea è questa, tanto per essere chiaro, no? Se dopo farò un piccolo commento. Allora, qualcuno, non si capisce ancora bene chi, ed è questo che Russo chiede, no? In buona sostanza, si è innamorato dell'idea della Gabinovia per farci un qualcosa. Ecco, allora, se il progetto nasceva per fare una infrastruttura turistica, e le Gabinovie nel mondo, tranne in alcune città, sono tutte con finalità turistiche, doveva dirlo. Ma giustificarlo, trovare le argomentazioni, farselo finanziare con questa finalità e soprattutto farla in una zona dove la si può fare, perché il vero problema è che il tratto ascendente che va da Parco Bovedo a Opicina, per come è disegnato adesso, non può essere fatto. Tra l'altro non poteva neanche da subito essere finanziato, e su questo argomento il Comitato Nuovo Via, parlando alla Triestina, no? Si è sgolato, l'ha spiegato, l'ha scritto, l'ha messo in ricorsi. Perché? Perché trattandosi di un bosco che partecipa alla rete Natura 2000, quindi protetto, c'è una legge europea, nazionale, che dice semplicemente che lì non si possono fare impianti a fune. Non si possono fare impianti a fune a meno che non producano nel farlo, non ci sia l'unica possibilità per le finalità dell'opera, accesso a nord, e che quindi per migliorare l'accesso a nord, che era la finalità del progetto, non ci sia nessun'altra possibilità e quindi si debba necessariamente passare di là e solo di là, e questo venga fatto in maniera da produrre non un danno, ma addirittura un beneficio ambientale. E dato che sul beneficio ambientale non sono riusciti a trovare nulla, se non un'ipotetica riduzione della CO2, perché naturalmente ci saranno meno macchine, l'hanno giustificata così, adducendo che questo produrrà un beneficio pari al 48%, bla 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 bla. È bastato che qualcuno nel Comitato Nuovo Via andasse a guardarsi le carte, e cosa è saltato fuori? È saltato fuori che il funzionario regionale ha sbagliato il calcolo, l'ha sbagliato di un fattore 10, quindi il beneficio non è del 48 ma del 4%. Questa cosa è stata ribadita, è stata messa nei ricorsi, e difatti ci sono ancora 5 ricorsi pendenti, e il TAR farà la prossima udienza, non ancora naturalmente la decisione, no? Per questo ci vorrà un po' di tempo, ma la prossima udienza è legata a metà, il 17 se ben ricordo. Allora, sentiamo il telespettatore perché se no se ne va. Pronto, buongiorno. Buongiorno Stabile, prego. Sono Diego, non me ne vado. No? Ciao Diego. Allora, io per l'ospite avrei due tematiche. La prima è quella di cui stava parlando e sulla quale io concordo perfettamente con l'assessore Rossi, proprio perché bisognerebbe legare l'eventuale discorso della cabinovia a un misto di mobilità e di turismo, perché permettere una penetrazione al nord nel nulla non ha nessuna finalità, non ha senso, bisognerebbe collegarla a un polo turistico quale può essere Montegrisa. L'altra domanda che vorrei fare all'ospite è questa: come mai 4 topolini dopo 2 stagioni balneari sono ancora cantierizzati? Cioè io mi chiedo, era stata richiesto anche una specie di commissariamento per agevolare i fondi regionali per il loro rifacimento, ci sta ovviamente il non ripristino per la stagione balneare 2023-2024,
ma per quanto riguarda il 24-25 con i cantieri ancora attivi e il cantiere che deve ancora ripartire, anzi partire al nuovo per 2 topolini su 4, mi sembra effettivamente un ritardo difficile da giustificare. Vorrei avere appunto 2 opinioni a riguardo, con questo vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. Allora, prego per la risposta, poi andiamo in pubblicità per la regia, prego. Ok. Io posso dire un'opinione, no? Questa è una domanda che naturalmente va posta non a me, va posta all'assessore Babudar, immagino. No, Lodi, per quanto riguarda Lodi, ecco. Babudar ha completato il suo intervento sulla passeggiata. Chiedo scusa per questa imprecisione. Io suggerisco solamente alla persona cortese che ha chiamato di andare in internet, no, su quello che è il sito di Portovivo? No, sì. Essenzialmente sì, credo che si chiami Portovivo, come si chiama quello di... una menzione, ma comunque diciamo c'è un sito abbastanza interessante in cui sono citati tutti i lavori che questa giunta comunale ha avviato per l'appunto, anche questo banalmente del rifacimento dei danni che sono stati causati dalla mareggiata, e poi naturalmente la piscina terapeutica e tanti altri che sono stati annunciati e che sembrano in stallo. Ecco, questo senz'altro non è una buona cosa, perché quando i progetti vengono in qualche maniera annunciati, si cercano i finanziamenti e soprattutto si impegnano tutte le risorse del comune, no? Per cercare di attuarli e portarli avanti, non soltanto l'Ovovia, che naturalmente ha risucchiato molte delle risorse umane a disposizione dei tecnici del comune. Sarebbe importante che vengano fatti, non so perché stanno ancora pendenti, però direi che non sono gli unici. Ok, allora ci fermiamo un istante per la pubblicità, torneremo tra poco. Bentrovati ancora in onda con Sergio Persoglia del Partito Democratico. Doveva forse ancora una risposta al signore in precedenza sulla cabinovia? Mi sono impappinato, ci sono troppi punti e porti, no? Il sito a cui facevo riferimento si chiama Punto Franco SVG, c'è un calendario che essenzialmente cita le opere che sono state annunciate e avviate qui a Trieste e quanti giorni sono già trascorsi dall'annuncio senza che in qualche maniera siano state né completate né portate molto avanti. Mi scuso per l'amnesia di prima, ma tra Portovivo, Portofranco, Vecchio, scusatemi. Bene, abbiamo ancora una telefonata, pronto? Sì, buongiorno, eccomi qua, buongiorno. Prego. Sono Vladi, buongiorno. Ciao Vladi. È quasi commovente ascoltare il suo ospite per l'abnegazione contro l'opera, no? Allora l'opera la volevano fare già gli austriaci, dopo è scoppiata la prima guerra e non se ne è fatto niente. Poi lo volevano fare gli americani, non se ne è fatto niente perché poi se ne sono andati via. Adesso tutto il discorso ruota attorno al fatto di famiglie che temono l'esproprio dell'orticello e quant'altro, che la casa gli passa vicino alla cabinovia, ma vabbè, visto che a chi stava a Borgo San Sergio e a Servola non poteva interessare se la cabinovia passava vicino alle loro case, allora hanno tirato fuori alberi, alberetti, cespugli, il picchio rosso e quant'altro. Conosco 2 persone che sono andate a firmare appositamente al no Ovovia, è stato fatto terrorismo. Il bosco verrà devastato, verrà estirpato tutto, ci sarà, manca solo le cavallette e quant'altro. Non è stata fatta informazione, ma disinformazione totale. È un'opera di vitale importanza e cominciare a dire ma chi porterà 2.000, 5.000, 20.000? Non conta quante persone verranno, conta perché una cosa è dire quante potrebbero portare e un'altra quante porteranno. Ma lo sviluppo futuro non lo possiamo dire noi, non abbiamo la sfera di vetro, di cristallo. Vedremo nel prosieguo quanta gente verrà attratta, turisti,
o anche stanziali, chi sarà, vedremo quanto sviluppo potrà portare. Anche per il Carso stesso, per quegli stessi che oggi si oppongono, avranno uno sviluppo di affari, di turismo e di quant'altro, con qualche anche magari navetta bus che porti nei vari borghi in giro non solo a Montegrisa ma un po' su tutto il Carso. Voler bloccare l'opera è andare contro natura. Ci sarà un controllo più sistematico del bosco del Bovedo, perché ci sarà sicuramente i forestali che passeranno, guarderanno. Oggi questo servizio non c'è e quindi sarà una cosa molto più tutelata. E il sottobosco, una volta fatto, il sottobosco si riformerà rapidissimamente ed è il sottobosco che conta per lo sviluppo, non i rami degli alberi, che però non verranno neanche abbattuti del tutto, qualcuno verrà solo cimato di un paio di metri. È chiaro? Quindi è stata fatta disinformazione da parte di quanti abitano là vicino e quindi è stato tirato dentro, ripeto, alberi, natura, devastazione totale. Disinformazione che non onora chi la fa, non onora chi la fa, è chiaro? L'opera si farà perché se porterà l'1%, il 2%, il 4% di meno di traffico sarà comunque molto importante. Va bene, grazie Vladi, prego Perassoli. Non ho nulla da dire, nulla da eccepire, semplicemente un piccolo commento. Quando si decide di fare un'opera che come in questo caso costa 62 milioni, anzi costava 62 milioni, di cui che non ci sono più, no? I 48 milioni del PNR sono stati buttati al vento perché si potevano fare tante altre cose. I soldi promessi dal ministro Salvini non sono arrivati, forse sì, forse no. Quando arriveranno ci si porrà appena il problema di come arrivare ai 60 e anzi ci vorrà il problema di arrivare anche ai 70 perché nel frattempo naturalmente i costi sono lievitati. Quindi diciamo ci sono due modi in qualche maniera di porsi di fronte a un problema di questo tipo, no? Uno è quello dell'ascoltatore, come si chiamava? Vladi, del signor Vladi, che è rispettabilissimo, Il signor Vladi sostiene un qualche cosa perché dal suo punto di vista questa avrà degli impatti positivi, non importa quanta gente ci andrà, va bene, va tutto bene, diciamo. Per fortuna i pianificatori e chi deve fare i calcoli con il bilancio e con l'utilità di un'opera, perché se si spendono i soldi per qualcosa, evidentemente non si spendono per qualcos'altro, si pongono altri problemi, no? Si pongono il problema se un'opera vale la pena farla e tra l'altro dovrebbero anche porsi il problema se i cittadini vogliono quest'opera, perché una delle cose, diciamo, io ascolto spesso gli interventi del sindaco. Io dico spesso che il sindaco mi fa un po' tenerezza ultimamente e c'è qualcuno che mi ricorda che è andato a stringere la mano a qualcuno della decima massa e che quindi non fa neppure tenerezza, ma comunque è chiaro, no? Lui ha questa idea e il sindaco sembra muoversi con un'idea come quella del signor Vladi. Ma in realtà, diciamo, il sindaco quando parla, e questo mi dà fastidio, no? Quando lo sento, la mia città, la mia Trieste, il mio Carso, i miei cittadini, ecco, nulla è suo. Lui, come tutti gli altri sindaci di tutte le altre città, è solamente un politico, un amministratore che è stato valutato, è stato in qualche maniera selezionato, votato, in modo tale da amministrare una città che appartiene ai suoi cittadini. La città non è del signor Roberto Di Piazza, è dei suoi cittadini. E i suoi cittadini, anche il signor Vladi avrà letto l'articolo, no? Si sono espressi in un referendum, in un sondaggio che non è stato commissionato da quelli che fanno controinformazione, no? I cattivi del comitato Novo Via, oppure come sono stati definiti, io sono stato definito tra questi come, i tecnici della mezz'ora, no? Basta che vada a vedersi i curricoli di tutti quelli che partecipano al comitato scientifico. C'era anche il rettore di Trieste, no? Che ci manca molto. Ecco, guardando il sondaggio, o il comitato facendo controinformazione è riuscito a infinocchiare i cittadini, oppure i cittadini si sono espressi. 73% negativo. E se la cosa si va viceversa sui giovani,
ai giovani è stato chiesto, cioè quelli al di sotto dei 30 anni, se sono a conoscenza dell'opera, 92% di sì. Lei considera il progetto positivo? 82% per nulla positivo o poco positivo. Allora io dico questo, non credo che questa gente sia stata tutta imbonita dal Comitato Nuovo Via, no? Dico naturalmente che i politici dovrebbero in qualche maniera operare. Io credo che i politici debbano anche avere una visione, ma questa visione deve essere dichiarata. I politici non devono correre dietro all'opinione pubblica prendendo i sondaggi ogni santo giorno per il +2, -2%, no? Devono però operare con una visione, ma tenendo conto di quelli che sono i desiderata delle persone. Di fronte a questo sondaggio c'è poco da obiettare, no? Allora io dico, in questo momento nella maggioranza ci sono una serie molteplici di partiti, no? Fratelli d'Italia, la Lega, la lista civica di Roberto Di Giorgio, eccetera. Ok? Bene. Il fatto che adesso, di fronte alle domande che vengono fatte dalle opposizioni, quando naturalmente si discute delle obiezioni presentate dai cittadini, i quali hanno obiettato presentando, volete sapere quanti argomenti hanno presentato nelle loro obiezioni? 138. Sono 138 argomenti presentati dai cittadini contrari all'opera che chiedono di avere una risposta. Ecco. Va bene. Allora, no, mi lasci sentiamo la telefonata. Solo una cosa, io sono stupefatto che tutti i partiti in questo momento della maggioranza non si rendano conto che se ci sarà del biasimo che nasce da questo biasimo gli verrà debitato in modo uguale a tutti e non capisco perché. Allora, come è stato scritto dal direttore del Piccolo giorni fa, ha scritto una ragione ci sarà. Qual è questa ragione? Perché non viene acclamata? Questo è quello che dice Russo. Spiegate perché diavolo vi continuate a sostenere quest'opera che da un punto di vista tecnico non ha ragione e da un punto di vista economico, e questo anche il signor Vladi dovrebbe ricordare, porterà un disavanzo di 2 milioni all'anno di gestione e quelle non le pagherà qualcun altro, le pagherà il signor Vladi, le pagherò io, le pagherà il giornalista in quota parte e questo è un gran peccato. Telefonata che poi dobbiamo fare la seconda pubblicità, pronto? No. Prego signora. Buongiorno, sono Silvia. Ciao Silvia. Volevo ricordare che sotto l'Austria la morfologia del terreno di Barcola non era quella di oggi, non c'erano case, non c'era niente, quindi poteva anche esserci un'idea di una cabinovia che passava di là, era una cosa insomma accettabile, anche logica se vogliamo, no? Parliamo dell'Austria, parliamo dell'America, anche uguale, non c'erano sicuramente tutte quelle case, tutta quella gente che ci abitava, era diversa la cosa. E la terza cosa, allora, cosa significa non abitare lì? Io non abito a Muggia, ma quando è successa quella frana che è morta anche una signora, cavolo, io mi sono sentita coinvolta, mi sono sentita piena di compassione, di preoccupazione, perché non è che perché tu non abiti là non te ne frega niente di quello che succede. Io sono una cittadina triestina e tutto quello che mi circonda mi interessa e non mi appassiono per fare un dispetto a Di Piazza, perché Di Piazza prima o poi se ne va a casa. Adesso però un'idea un po' maliziosa mi viene, siccome sta passando il tempo e questa opera non inizierà probabilmente quando questa giunta se ne andrà a casa e tutte le rogne ricadranno sul prossimo sindaco e la prossima giunta che dovrà grattarsi con debiti, con soldi, con progetti inattuabili e inattuati. E quindi secondo me l'ostinazione così forte del sindaco e della giunta, ma non tutta la giunta, perché anche l'assessore Rossi non è affatto d'accordo con la cabinovia. Lui cerca così di mediare un po', di rendere più soffice la sua opposizione, ma lui non è d'accordo con la cabinovia, anche perché essendo una persona un po' più intelligente degli altri, diciamo che tiene conto anche delle opinioni degli altri, dei cittadini. L'opposizione non è il signore che è lì in studio, l'opposizione è la città.
in questo momento c'è opposizione anche da chi ha votato per questo sindaco, per questa giunta. Ecco. E poi volevo dire, il signore che ha chiamato prima ha detto non abbiamo la sfera di cristallo. A me sembra invece che ce l'abbia lui, perché lui ha già tutto in testa cosa sarà, come verrà, che sarà così, che sarà colà. E cioè, voglio dire, la verità in tasca non ce l'ha nessuno. Resta il fatto che in questo momento, in questa situazione anche di Barcola, del Bosco Bovedo, eccetera, non è fattibile una cabinovia, punto. E lo dicono i tecnici, che sono tecnici, non lo dico io mi attengo a quello che dicono i tecnici. Grazie e buongiorno. Grazie signora, ci fermiamo un secondo per la pubblicità, poi torniamo per l'ultima parte. Allora, bentrovati ancora con Sveglia Trieste. Volevo far vedere al nostro ospite un ultimo aspetto del discorso cabinovia, visto che è diventata una monografica praticamente. Ring, venerdì sera, una trasmissione accesissima fra maggioranza e opposizione, fra le differenze di vedute in studio. Io li chiamo i mantra della sinistra. Avrei capito, vogliamo riaprire la Ferriera. Allora, manifestazioni, raccolta di firme, apriamo una centrale nucleare a Padriciano di vecchia generazione. Riuscirei anche a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Apriamo una base NATO in Porto Vecchio. Avrei riuscito a capirlo, raccolta di firme, manifestazioni. Ma stiamo andando avanti 2 anni per una cazzo di cabina, scusami il termine. In questa città governerà una maggioranza diversa, però posso anche darti una risposta. Se per vincere devo raccontare tutte le bugie che avete raccontato e fare tutte le promesse che non avete mantenuto, perché non c'è un'opera pubblica che è partita, io preferisco perdere. Ma adesso il giornale locale ha fatto un sondaggio scientifico. State attenti a dire che è un sondaggio farlocco e che hanno truccato quel sondaggio o che non è vero, perché ho visto delle querele per molto meno, perché sono dei professionisti ed è stato pubblicato dal primo quotidiano di questa città che fino a prova contraria è fatto da giornalisti onesti. Quindi io starei attento, sto dicendo semplicemente perché lo dico per te, guarda, non vorrei che arrivi una querela. Sto dicendo che il capo di questa agenzia era assessore all'urbanistica e lavora per Fratelli d'Italia e per la Lega. Ma però è del PD, vabbè, quindi è un dato di fatto. No, volevo dire solo una cosa, che molto spesso sui social si vedono soltanto i commenti negativi. Io credo che i favorevoli alla Caminovia forse non saranno la maggioranza assoluta o... Sono un popolo silenzioso. Ma sono molto di più di quelli che tu pensi, perché sui social scrivono soltanto e per tutto quelli che sono contrari, mettetevelo in testa. Quello che voi denunciate come in realtà ostruzionismo non è altro che la vostra mancanza di cultura democratica verso la cittadinanza. Non interpellate nessuno, agite come se foste i padroni di questa città col 20% dei consensi degli elettori di questa città. Questo è il vero punto. Quindi mettetevi bene in testa questo: voi state usurpando con una minoranza di voti quello che è il futuro della città. Loro hanno il comitato civico di super tecnici, noi in comune abbiamo i peones. Non capiscono niente. Giulio, un appello a Bernetti. Giulio, ingegnere, no, sai quanto ti voglio? Non capisci niente, no? Loro capiscono di più, i tuoi dottorati non valgono niente. In comune non è che abbiamo un gruppo di peones, abbiamo tecnici, esperti, persone serie che lavorano, esperti nei loro settori, che stanno portando avanti questo progetto. Martini, gli posso fare una battuta simpatica. Allora, tu sei molto noto in Consiglio Comunale perché i temi più pregnanti, i tuoi interventi più pregnanti... I temi che avete portato voi non avete fatto una vittoria politica voi adesso Trieste. È inutile che mi dite, semplicemente chiudi i lavori alla fine. Qualcuno lo deve fare, lo faccio io. Ecco, c'è sempre nella conciliatura una persona che fa questo. Invece voi fate solo una politica bolscevica che non serve a niente. Posso dirti una cosa? Con un'arroganza atomica. Va bene, discussione quanto mai accesa. Riprendo il discorso di Martini, visto che insomma abbiamo uno degli interessati, al di là dei toni, lui dice sostanzialmente pensano di sapere tutto loro, questo è quello che dice lui. Io invece faccio una notazione giornalistica, diciamo che anche l'ingegnere Bernetti, che è un dirigente comunale, è stato più volte da voi messo sotto accusa di fatto, e questa è una cosa che insomma delicata, perché si tratta di un dirigente comunale.
Allora, il Comitato Nuovo Via, anche se al suo interno, guardando le carte, erano stati vari momenti in cui, secondo noi, c'erano motivi sufficienti per fare degli esposti contro le persone. Il Comitato ha scelto di non fare questo, ma di cercare di argomentare sulle questioni, sui numeri, sulle procedure, su quello che dice la legge e mettere in luce, diciamo, tutte le manchevolezze del progetto, no? Dopodiché, per quanto riguarda l'ingegner Bernetti, so che ci sono state delle critiche, per esempio per la sua partecipazione come Leitner, no? a un convegno. Io posso dire solamente questo, che tutte le volte che a me è capitato di sentirlo, anche in occasioni pubbliche, ho visto che faceva un grande sforzo per rassicurare tutti. L'opera non ha problemi, l'opera si farà. È vero sì che la soprintendenza ha detto che non possiamo fare ma adesso le metteremo a posto. È vero che i piloni, soprattutto il primo, quello che deve passare, no? Sopra Viale Miramare, è in frana e non si può spostare. Ma cosa volete? Gli ingegneri hanno tecniche per cui si fanno le gabinovie anche su versanti in frana, no? Io ho cercato, ho avuto solo un contatto diretto con lui quando è stato organizzato, molto bello, un dibattito da alcuni giovani studenti dell'università che l'hanno realizzato poi alla scuola interpreti, cercando di contrapporre, no? Sentire le opinioni di tutti, e alla fine, quando il pubblico poteva parlare, io gli ho detto questo: ingegner Bernetti, dalle vostre carte voi dichiarate che il parcheggio a Opicina ha un numero di posti che si esauriranno in base ai vostri calcoli in meno di 2 ore, mentre l'afflusso continuerà avanti, e lì si tratta di un ricambio giornaliero, non orario. Lei mi può dire che mi sbaglio? E lui ha bofonchiato. Dopodiché gli ho detto: è vero che voi, Leitner ha detto che con il finanziamento non ci sono i soldi per costruire il parcheggio a Bovedo? Mi può controbattere, mi può confutare questo? Ecco, poi si è chiusa la riunione e non me l'ha confutato. Allora io dico questo, no? Sono ancora qualche minuto, e anche per alleggerire i toni, non vorrei sembrare troppo duro, non vorrei assolutamente sembrare troppo duro. Allora vi cito una cosa divertente di Nanni Moretti, che il suo famoso film, quando gli confutavano, no? Che come sinistra lui era troppo fumoso, diceva no, io mi rendo conto che dobbiamo saper parlare alla gente, e quello che diciamo deve essere capito anche dal bracciante lucano, da un pastore abruzzese e da una casalinga di Treviso, no? E nel film era molto carino perché si presentavano esattamente queste 3 persone, no? Ecco, io aggiungo, le cose devono essere dette in maniera chiara perché le capisca anche la casalinga di Trieste, ecco. Il Comitato Nuovo Via non ha fatto controinformazioni, ma ha spiegato tutte le manchevolezze di questo progetto, e questo è il risultato. Allora dico, se questo risultato è sbagliato e se ci sono buone argomentazioni per dire: guardate, Comitato Nuovo Via, quello che voi avete detto, ma non come l'ha detto la persona che ha la sfera di cristallo e sa tutto, ma una ad una, confutarle, questo è il punto di vista del Comitato, che ha riconosciuto queste manchevolezze, eccetera. Noi viceversa, proprio perché abbiamo i tecnici, qui nella sede deputata, no, dove si confrontano le idee di fronte ai cittadini, vi rispondiamo. Il Comitato dice che c'è un rischio idrogeologico? No, non c'è, perché noi abbiamo l'ingegnere che non viene a raccontarmi che i tecnici fanno le gabinovie lungo i versanti in frana, che è sbagliato, non è stupido, ma con delle argomentazioni. Ecco, per questo dico, il mutismo e la farsa, no, di un'opposizione che chiede, protesta, argomenta, biribim, barabum, e in qualche maniera si trova di fronte i rappresentanti che hanno la responsabilità di gestire la città a nome di tutti, che fanno scena muta, è deprimente, no? E non riesco a capire perché la fanno. O meglio, come ha detto il direttore del Piccolo, una ragione ci sarà. Io, facendo una battuta, dico che un po' forse la stupidità può essere una ragione, ma delle tante ragioni che posso avere io in testa è senz'altro
la meno grave, se ce ne sono di più gravi, la cittadinanza ha il diritto di saperlo. Allora perché non fare un dibattito? Blocchiamo questa farsa che andrà avanti ancora non so quante riunioni, bla 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 bla. Per cosa? Per arrivare poi a una delibera approvata che verrà immediatamente contestata? Cerchiamo di spiegare se c'è qualcosa da spiegare. Se non c'è qualcosa da spiegare, ecco che allora la cosa è abbastanza più seria. Allora, a proposito di alleggerire il dibattito, sono arrivate le vignette del nostro amico Marco Englaro. In consiglio, invece che parlare, finirà chi se tirerà ovi o cabine, dice la signora, e poi come Secolo via e sbaruffa ancora se farlo o non farla. Come tutte le robe in Italia, il problema pare che sia ancora solo se chiamarla ovovia o cabinovia, che poi ricordiamo sempre a tutti, per chi scia la differenza è evidente. L'ovovia era quella degli anni 60, 70, 80, fatta a forma ovoidale, più piccola, che conteneva meno sciatori, meno passeggeri, come volete chiamarli. La cabinovia ha una cabina appunto diversa, più ampia, porta 10 persone. Ultima telefonata al volo, pronto? Pronto, buongiorno. Prego. Volevo sapere chi ha fatto il sondaggio, chi l'ha fatto, il piccolo? Hanno telefonato a casa le persone? È stato fatto da una società che è stata più volte, tra l'altro, diciamo, al centro delle polemiche politiche, però è una società che si occupa di sondaggi, che ha fatto un sondaggio secondo diciamo, i termini ritenuti corretti da legge. Io non dico altro perché non risponderò certo a nome del piccolo, visto che non era lavoro per il... Ma vuole sapere da chi è stata commissionata, forse? Sì, lei ha il riferimento, no? Purtroppo non ce l'ho, comunque è stata commissionata da NEM, che sì, credo NEM sia... è il gruppo editoriale del piccolo. A prescindere da questo, io sono favorevole, ma non mi ha chiamato nessuno. Beh, sì. Non ho ricevuto telefonate per questi sondaggi. Certo. I sondaggi vanno su... Come me, tutta la mia famiglia non ha ricevuto queste telefonate. Perciò ho dei dubbi. Posso? Sì, beh, è evidente che c'è un campione di riferimento. Insomma. La signora però dice che non conosce nessuno che ha ricevuto le telefonate. In famiglia mia nessuno ha ricevuto le telefonate. Mi sono accertata apposta, per questo ho telefonato. Va bene. No, direi che la signora è stata molto brava, perché ha dimostrato un atteggiamento attivo, no? Non passivo. Riceve delle notizie, si documenta, cerca di capire, no? E lo fa come può farlo una persona. Ha chiesto alle persone che conoscono. Comunque il campione rispetto alla popolazione, anche se ritenuto rappresentativo, era piccolo, quindi neppure io sono stato contattato, credo neppure il giornalista che... ma questo non significa, questa è una cosa abbastanza abituale per tutti i sondaggi. Va bene. Grazie ancora a Sergio Persoglia del Partito Democratico per essere stato con noi questa mattina. È tutto per Sveglia Trieste, ci rivediamo ore 13 e poi il telegiornale meridiano. Grazie.